Allora, la chat mi deve far capire stasera che cazzo vuole fare. Si apre, si blocca, fa. Allora, ok, vediamo se arriva qualcuno. Qui è tutto settato. Ok. Dottor Mercury, noi siamo pronti. Quando mi dà l'ok la collego all'Ethernet. Ok. Ok, allora ti aggiungo in live così siamo a posto. Vai, Partiamo? Lamma vai, fa? vai. È È facile. facile. Facimmela buona. È partita a te, Carmine? Sì, sì, sì. Ok. Madame Web? No, Spero di no, guarda. no, non c'entra Madame Web. Mm. Loro c'erano pure sulla serie Netflix. Sì. Ok. Sì, sì, sì. Quindi è canonica e non è canonica allo stesso Come tempo. Dragon Ball, Vabbè, dai. vabbè. Cioè, no, questa è canonica. Come Super Saiyan qua. Non è... Vabbè. Cosa avrà voluto dire? Si beve! Ehi, Lui è uscito con Shulk, non ci dimentichiamo di sta cosa. No, non ce la dimentichiamo. che trombato, Shu. La prima volta che esce White Tiger. Mhm. Tra l'altro l'attore che lo fa è già morto, quindi dovranno recastarlo di nuovo. Cazzo di guai. Acerre! Lui morirà nei prossimi 10 minuti. Tutti moriranno. Che Daredevil fa una vita di merda come Spider-Man.
Problema. Attenzione. Direi che tocca intervenire qua. Sì, sì. Something wrong. C'è un furbo che fa il furbo qua. Sì. Che verrà pestato a sangue nei prossimi 2 minuti. Oh la madonna. Minchia, sniperata. Preeducato, uccide le mosche e aggiusta le lampadine. Bravo. C'è un problema. Mi sa che forse è un po' tardi. Dai, fallo vedere, dai. Eccolo qua, a posto. Opla. Ah, eccolo qua. Specca. Ok, adesso sì. No, ho sbagliato. Adesso. No, stati grodolati, mi sa. Sì. Toglietevi da là. No. No. Minchia. Già, così, de botto. Porca. Ma bullseye praticamente. No, questo è cosa? Muse. Salve. Ma c'è chinato il tipo. Vabbè. 5 minuti di puntata. Guardalo come cammina fiero. No, no. Pure lei no. Che cazzo. Ma è Batman. Boom. Non è Batman, gli assomiglia. Non è il mantello, ma non è lui. Oh, boom. Per una combo Batman Daredevil non sarebbe male. No, Oh, ha pizzato. Attenzione. Ma non è che è Bullseye veramente? Cosa hai detto? Non è che è davvero Bullseye? No. Potrebbe essere. Potrebbe Però non lo so. effettivamente. Poi è vero che la Marvel di costumi li sfanculo ormai, quindi. Ah, questo era come risolviamo il problema dei 2 personaggi della serie di Netflix? Semplice, Però uno lo facciamo morire subito. uno. Però poverino, ma subito Foggy. Un attimo. Vabbè, ripperoni. Un po' di mazzate vecchio stile, vedi? Boom, Sì, ma sono belle fatte così. Bumping. Si stanno Ecco, appunto, chiamando di tutto. quello stavo per dire, ma questo succede. Niente, perso. Ulla!
No, ragazzi, Ma no. tu- No, ma pugnalazzo in mi ha faccia. chiamato- No! Ma mi sa che Bullseye allora. C'è un cecchino. Cioè, Ma questo stava per i cazzi suoi e si è trovato un pugnale dietro la scia. Ok, la serie è violenta, va ma bene, sta picchiando tutti va bene. discriminatamente. La paura di tutti era questa, che sta serie non fosse stata No. violenta. Il giusto fino a mo'. Luca, È diventato un punto a spilli Daredevil. sembra che è un super fight tra due esseri umani normali. Però chi sta rotto cazzo Sì, però? Quanto ma puntiello tiene? fermati un momento. Li finirai prima o poi. Ho fatto tutto un piano sequenza. Ma arriva Spider-Man. Magari, guarda. Ah Quasi, sì. quasi. Che cazzo, finalmente. Resta a terra. Mm. Ma se le stanno dando proprio di santa È un ragione. rissone da strada, questo però fatto da supereroi. Non cadere giù. Guarda come è gentile Daredevil. Disney, non puoi avermi fatto un prodotto buono, dai. Non ci siamo più abituati, per piacere. Non ci illudere le prime puntate e poi fai cazzate a metà. La prima puntata. Vediamo. No, fogone però. Ciao Foggy, vuoi apparire nella nuova serie di Daredevil? Sì. Quante puntate so? Uno. E Vabbè. vedo. No, è morto. Madonna di Dio. No. Un fogone. Ma sono cazzi tuoi. Ah, Bene. minchia. Problema risolto. Cazzarola. Diretto proprio. È Daredevil. Daredevil, È molto, lui. molto Daredevil. Ah, ah, No, però è Foggy, così morto. siete degli stronzi, però. È simpatico il Foghino. Stavo pure facendo la posteggia. Una volta tanto. No, non si giri, signore, non è il caso. Non ce ne fotte di No, quello. dove ti guardi qua ci sono cadaveri. Te gira. Ha perso un corno in tutto ciò. È tutto pieno di pugnali in petto. Come inizio? Va bene. Ha sparato subito. Vabbè. È ancora vivo. Ma come cazzo fa? Forse sta ancora in mezzo la, come si chiama? La mano, la mano. Ah, ma sì, il clan della Mm. mano, là, era del piede, non mi ricordo.
quello del No, piede sulle era da tartarughe quello che ninja, dicevo. quindi Quelli sono i feticisti, è un'altra cosa. cioè, anche capitanati da Peppe Fetici. Sempre un fratello. No, il mascherozzo. Inizia così. Ok, inizia la serie, non voglio essere più da vedere. Vabbè, Vabbè, come Spider-Man. vabbè. praticamente. Sì, sono compagni. Ok, questa era l'intro. Va bene. Va bene. Grande Vincentone. Allora, finora, dottor Mercury, che ne pensa lei? Molto molto bene, molto bene. Gianmarco. Io sono soddisfatto per il momento. Ok. Non si sta discostando dall'originale, cioè dalla serie No. originale. Infatti la preoccupazione era quella forse che con la Disney di mezzo di nuovo Non uscisse mi aspettavo l'ennesima tutto sto seriaccia. livello di violenza, devo No, dire la hanno verità. continuato così però. Cioè io voglio No, questa deve essere violenza. costante. Hanno messo tutte le cose carine, fatte bene, solo nell'introduzione e poi il resto è una merda. No. Ma non puoi fare tutte le scene così, però. Poi vedi un bel po' di risse. Un sacco di gente che viene Noi siamo sfondata di abituati a botte. Cobra Kai, siamo personcine semplici, due chiacchiere, due botte, due chiacchiere, due botte, fatte bene e senza problemi. Esatto. Poi si può anche invertire l'ordine, prima botte e poi chiacchiere, cioè dipende dal contesto. Poi. Grande Dario Scardapane, un fratello. Daredevil. E poi nel titolo ho messo Grande Dario. Reborn. È un grande Darione, ma io. Potentissimo. Cazzo guarda. Vabbè, poverino. No, poi che cazzo Ora fa? Non Nocci. mi si... Ora no, più bello. Da faccia a finestra, da faccia a fa finestra. Cioè, non ha senso. Beh, un attimo in contemplazione. Ma cosa contento? Lui sa, là c'è la finestra, immagina e sente quello che c'è fuori, dai. Certo. Beve un po'. Ma quanto tempo è passato da quel momento di prima? Mo lo capirei. Una, sì, Un anno dopo. telechiamate. Grazie, grazie Marvel. Grazie. Basta chiedere. Quindi hanno un anno da sfruttare per dire, eh no, ma lui poi è entrato in contatto con Spider-Man. Aspetta un attimo. No, ok. No, che quando c'è qualche TV mi aspetto qualche Non è alla messaggino. voi. Lascia stare. Bell'armadio, bella cabina. Chiuso a noi. Sì, ok. Fogli. Buono, tutti insieme. Ma era più grande il cazzarola sopra che quello che ci mettiamo. Ma sei tu? No, non sei tu. Certo. È lui? Sì, c'è un problema, però questo pane è mollo. È una Lui- donna però, è una donna. pensavo fosse Fisk all'inizio, però no, c'ha le mani da donna. Salve. No, 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 è lui è lui. No, è Fisk. Fisk. Ah, ok. No, È lui è lui. Fisk È magro. debilitato. Io poi la serie che è uscita sulla la Io l'ho ragazza che c'è, no, non non l'ho l'ho vista vista. manco Non io. l'ho sì, vista io manco sì. io. Com'è? Niente di che. Ma niente di che, però è proprio un po', diciamo, anticipa questa serie, quindi niente di che. Ok. Ah, ok, ok. Non ci perdiamo niente di importante per capire qua. Non credo. Che cazzo? Ah, qua. Bello. No, pensavo che Un cazzo sta dipinto. Non mi succedendo. ricordo. Mm. Tu chi cazzo sei? Ragazzi, Chissà, moglie Fish, come pare.
La moglie di Ok. Wilson. Una bella donna. Madonna. C'è il bancomat. No, è Wilson. Ecco qua. Preleva lui di persona. Si deve rimettere un po' più in Sì, è un massa. po'... non sta tanto bene. C'è Mm. qualcosa che non va. Vanessa. Questo è sempre cosa, Luca Ward. Mi sa. Bro, te ne devi andare, Non bro. hai capito. Bro, devi uscire. Non ha capito. Prima che ti fa uscire lui. Bravi. Ecco. Su su. Vuole tirare un pugno in bocca, la distrugge. No, al momento è calmo. Tutto a Sì. posto. Suo ufficio. Posso entrare nel mio ufficio? No. Grazie. Ragazzi, tu. Ma lui è Kingpin. Che bravo Luca Ward, mamma mia. Ha una voce incredibile. È un cucciolone Wilson. Quello che ti dà un cazzotto e ti distrugge in 88 parti diverse. Nel momento? Si candida? Senti, è il Ok. momento, Sì. la run... Sì, sì, Sindaco Fisk, è lui. sì, Eh. sì. Così finisce Eco. Ah, perfetto, allora Ok. perfetto. Abbiamo ripreso proprio da qua. Salve. No, Uscì l'articolo un paio di giorni fa che New York festeggiava i 4 giorni senza sparatorie. bravo. Quindi, complimenti.
Quello voi, l'homme merde. Bullseye, forse. Che sta succedendo? Karen, mi sa forse. Vabbè. Ehi, calmo. Focus. Tu comunque non lo potevi vedere. Però, quello è un altro conto. Però lo Non l'hai sentivi. mai visto, però vabbè. Non l'hai mai visto? Anche questo è Non vero. sai manco Anche chi questo è è. vero. Godo. Ammazzatelo. Ok, quante ore fai di galera prima di Ma uscire? Quante? tagliategli le gambe. Ok. È Bullseye. Era Ci giusto. trovi? È Bullseye. Ah, Sì. che era troppo preciso. È lui, è lui. Troppo. Benjamin Leonard Poindexter, anche detto Hai Bullseye. visto? Hai visto? Ma per forza era un cecchino, Maestro Mercury. È impossibile, non Oh. poteva essere che lui. Anche se Colin Bullseye. Farrell. Sì, vabbè, Vabbè. vabbè. Altri tempi, altri tempi. Multiverso, però Un non bel usato tatuaggio bene. in Dai. fronte. Sì, Sì. No, quello. tatuaggio. Incisione su pelle umana. Potentissimo. C'aveva pure 78 ferite da pugnali addosso in quel momento. Lui. Chi sto scusa? Capì? Stanno altri 20 puntate. Che facciamo? Scusami. Niente, niente. Scusami. Ma ci sbagliate a avviare la puntata, forse. Questo è Suits, la serie degli Vabbè. avvocati. Vabbè.
Un cornazzo. È lui o non è lui? Certo che è lui. E non è il signore Enzino Iacchetti. Non è Enzo Attenzione. Iacchetti, no. Attenzione. Lui va a sentimento quando taglia le cose. Sì, Va vai, dove lo porta il cuore. vai, sì. Che cos'è? Oh, attenzione. Aglia. È lui. Di cui io non c'entro niente, avrei aggiunto io. Vabbè. Sto giro, Wilson è pulito. Mm. Zan zan zan. Grande Wilson. Riprendi cappuccio, dai. No, si è bruciato tutto. Senti, il tuo peggior nemico che si candida a sindaco, effettivamente ti dimentichi un attimo pure della pasta È sul un fuoco. bell'uomo. Ma no, come parla questo? Funziona così, purtroppo Guarda la funziona così. faccia, tanto è contrariato. Ragazzo, sei assunto. Mm. Aumentino, dai. non ammazzato. Promozione, Ok. dai, dai. Stai facendo carriera, dai. È stato Dai. bravo. Bravo. Bella giocata, bravo. Non ti ha ammazzato. Sono Vai, carico. a posto. Carinissimo. Intanto se gli stai simpatico non ti ammazza. Già Sempre. questa è una cosa buona con lui. Sì, poi vai a giorni. E poi mi ricordo pure nella run dei fumetti, in realtà Fisk come sindaco ha fatto un sacco di cose anche abbastanza buone. La criminalità era diventata minima perché era tutto organizzato Da in lui modo da internamente non a fare. um. Quindi sì, ma no, però no, ma sì. Dai, caccia due ragnatele, dai. Vai. Almeno nella prima puntata una ragnatela una cosa me l'aspetto. Di sfuggita. Una piccola ragnatela di Fallo sfuggita. passare dietro così. Peperone? Sì, sì.
Ah, mm, mm, piccola posteggiata. Però, Fatto incontro per farlo parlare con qualcuno. Vabbè, vabbè. però, si potrebbe prendere un caffè nel. Oi Gabri, Ciao buonasera. Gabri. Ma questo c'ha i superpoteri però come avvocato. Un bevi da parte di Gabri, ci sta. Ci sta. C'è un bicchiere là. No, sì, Ah, usa la tazza. usa la forza. Sapis. Il Queens, il Queens. Mm, il Queens, il Queens. Dottor Mercury, ma lei quando è stato a New York è stato anche in queste zone? Ci sono passato, sì, sì. Ah, Dai, non c'è poi- moltissimo, però sì, ci sono passato. potenti. Ok. Comunque quante ne chiama Matt Murdock? Nessuno. Lui- Avvocato. Mamma Scusa, mia, ragazzi, mamma mia. sta facendo il picciotto, ha fatto capire, Un sta facendo il piccione da picciotto. mamma, te ne sai. Non si fa, non si fa. Bene. Dai. Il problema ce l'avrà il primo nemico che lui si troverà davanti perché gli scaricherà proprio. Speriamo. Ecco qua. Ecco, sgamato. Sì, certo, certo. Sì, 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 Esatto. certo. Performance. Oh. Mm. Mhm. Siamo furti. Siamo presi a cazzotti pesanti. Mm. E fu così che non la videro più. Eh, mamma mia. Mm. Mhm.
Mm, mm. Io c'ho la cura. Sentiamo, capiamo. Sì, sì. C'è andato. Ah, beh. 1v1. Potentissimo. Ah, Potentissimo. subito, togliamoci il cerotto. Aura. Senti, dobbiamo parlare, parliamo. Mamma mia. Aura. Aura 10.000. Sì, sì. Ecco. Ok. Bel collegamentino così. Hai visto? Mm. Mamma mia. Vabbè, è un fan. Un po' deve un fan. fare. Sì, sì. L'uomo Sì. del popolo. Attento. Mm. Attento.
Yes, non fu strunzo. Mamma mia, Cioè, hai detto proprio bello pulito, pulito. potentissimo. Mamma mia. Vabbè, la seduta di minaccia di oggi è Attenzione. finita. Andiamo in pace. È stata una tensione palpabile proprio a un certo punto. Ogni parola potevano volare le cose Sì, per sì, l'aria un all'improvviso. attimo proprio. Wilson. Attenzione, il sesso. Mm, Ce l'ha fatta. ce l'ha fatta. Ho preso a No, cazzotti nelle gengive. Dai, lemon time. montala come un mobile dell'Ikea, subito. Niente. Bravo, gentiluomo. Bravo. Anche perché sta pensando a fischi in quel momento. No. Ok, dov'è la magagna? Fammi vedere due ragnatele Butta una cazzo di ragnatela. così dal vetro, di sfuggita. No, Vanessa, dove cazzo vai? Fa pare pure uno in costume, che proprio che è lui, ma non è lui, però è lui, hai capito? Dalla distanza va bene. Back segnale, no, vabbè. Ma già spezza solo senza. Sfidante.
Mica gira Isa, gira te. Beh, poi insomma, Papà, ha detto non uccide più nessuno, è diventato buono. è buono. Un angioletto. No, è buonissimo. Ah, guarda quanto è buono. Chi mi acchiappa Spider-Man? Ah, ragno di merda! È lui. Ok. Mm. Ah, da proprio lei diretta, va bene. Sì, Va le bene. fa tutte. È fortissimo. GG. Almeno si consola per la brutta notizia. Dai, che ci sali, dai, fallo salire, dai. Fallo salire! No, niente sesso. Sta diventando l'idolo delle masse, è Yeah. finita. Sarà inattaccabile. Gli ha fatto anche, sembra il duce. Oddio, effettivamente. Era un po', combattenti. Oddio, così con le persone giù che lo esaltano, sì. Un po' fa. Vabbè, dai, Caccia per la ragnatela. città migliore. Alla fine, così 2 secondi, li ha butti di Una lato. tela, una sola. Proprio di lato. Oh, scende mago. Ma è Joker, il film di Joker. Non so. Come aiuto? Che è successo? C'è problema. 2 botticine finali per concludere? Una legnata così, 5 minuti di botte random. Dai, c'hai 6 minuti circa, È dai. partito il rissone, è partito il Dagli rissone. a botta. È partito il rissone, figa. No, niente. Dai. Eccolo. Che cazzo vuoi? Va bene. Va bene. Aspetta, poi c'è per forza qualcosa. Non c'è niente. Ci sono No, 5 non c'è niente. minuti. Allora. Beh, Apriamo il dibattito, dai. Allora, dottor Mercury, lei che è l'ospite Aspetta un d'onore, ci secondo. dica la sua. Aspetta un secondo. Vai tranquillo. Che dire? No, mi è piaciuto assai. Soprattutto appunto la violenza, non so che rated ha, però Molto alto, minchia. Penso sia mi vietato ai minori. volevo qualcosa del genere e per fortuna almeno nella prima puntata, perché una cosa è la prima puntata e una cosa è tutta la serie. Bravo, Ecco, esatto. Quindi, ecco. quindi non mi fido della Marvel. Quindi, Giusto. Chissà come mai, uno aggiungerebbe, chissà come mai. Poi. Chi quindi siamo noi per dirlo? No,
Ma sono casi, sono casi. Che è successo? È crashato tutto. Passato già alla seconda. No, fermati, non fare. Ok. No, no, che sta Sta succedendo? decidendo lui di Dimmi partire. tutto, Io non dimmi muovo tutto. niente. Fermi. Allora, chiudiamo. Ecco qua. Allora, prego, mi scusi. Prego, dottor Mer, prego. No, niente, nel senso, cioè, spero solo che non abbiano voluto darci tutto quello che volevamo nella prima puntata e poi si ammoscia piano piano e poi magari ogni tanto ci sta qualcosa di carino e poi un'altra volta. Sti giochetti ormai, soprattutto con le serie, li conosciamo. I film fanno Basta. cagare e basta. Le serie alti e bassi, capì? Quindi Daredevil è praticamente uno dei miei preferiti, e soprattutto perché per la serie vista i film, no, non parliamo dei film per favore. Ehi, non Però toccare sì, Ben Affleck, però sì, Non esatto, toccate Ben esatto. Affleck. Perché non sei uscito in Deadpool? Porca la miseria. Vabbè, scusate. Nessuno lo voleva. No, le Scusate. serie a me sono piaciute assai. Vediamo, perché in teoria Allora, questa dovrebbe collegare un po' tutto. questa dovrebbe essere 20 Vediamo. puntate, una Non lo cosa so del quante genere. puntate C'era un sono. numero Sì, piuttosto alto del numero delle sì, puntate, tipo, giusto di dai, tipo questa? 18, una cosa che... Allora, quindi Carmine, la domanda è proprio la seguente. 18 puntate così, te le accolli? Ma volesse il cielo. Ok, Volesse il cielo. allora, la cosa è semplice. Noi ci siamo visti la prima, ci organizziamo nei prossimi giorni e ci vediamo la seconda. A posto. Assolutamente. Ah, perché penso che nel weekend io dovrei esserci. No, Carmine, tanto noi ci teniamo Quindi... in contatto, la serata così la Sì, sì, possiamo sì. fare sempre, ci mettiamo d'accordo e ce la vediamo. Quello quando esce durante la settimana? No, non lo so. Ma mo quante puntate Questo ci no. sono? Al Mo momento due. solo le prime due, Solamente le prime due, Ah, sì. perfetto, perfetto, perfetto. quindi dovrebbero L'ideale uscire due a sarebbe... settimana, secondo me. Ah, no, una, secondo te? Rebecca Lewy, grazie mille per il follow. Grazie del follow. Ci sta. Quindi usciranno a metà settimana e sono due puntate, quindi noi ci possiamo mettere con Sì, calma e sì, a me va tranquillità, ci bene sempre. organizziamo e ce le Sì, sì, vediamo. sì, Perché no. sono molto Se si curioso. tiene così. Noi comunque la vediamo Esatto, fino alla fine, noi esatto. portiamo in live No, no, l'esperienza di certo. seguirla e la commentiamo puntata per puntata, però al momento che voto gli dai da 1 a 10? Facciamo il voto dinamico come quei due sul server, noi lo facciamo sulle serie. Ok. Ma 7,5. 7,5. Ok, 7,5. Ci sta. Non voglio, non Ok. voglio. Sono un po' tirato di manica. No, no, ma allora, da quale casa di produzione appartiene questo prodotto audiovisivo che abbiamo visto adesso? Lo sappiamo, lo sappiamo. Però vi dovete Quanti film e vedere, quanti soldi gli abbiamo dati? Quindi se poi fai vi, do- merda è normale che vi uno sapesse. dovete, vi dovete vedere Capitan America perché Quando avrò lo stomaco di farlo, a quando mi è è, parso di capire per quello che piace a me in un film, poi quando verrà caricato su Disney Plus, si No, prende no, e appena si esce su vede. Disney Plus ce Punto. lo vediamo, onestamente. Che rispetto sì, alle ultime cioè, cose che erano totalmente un po' bleh, almeno ho capito che non è un tornare ai fasti del passato. Però è un film alquanto carino da vedere, non Più che altro bellissimo, ma quando esce bello. Thunderbolts. fine aprile. Fine Ma aprile. lei, dottor Mercury, c'è per caso? No, io scendo... No, 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 io no, risalgo il 21 aprile. no, è Esce 21, entrato così, tipo... è peccato. rientrato così. Peccato per poco. Infatti mi ricordavo che era un periodo di Che cui... quello sembra Quello lo Sarebbe voglio... stato uno... simpatico vederlo Quello al insieme. cinema me lo accollo perché sembra Quello io molto me lo voglio vedere divertente. più che altro perché voglio vedere Sentry come è stato smerdato. Che tanto lo Allora, si sa, Gemma, le quindi... domande che ho fatto a Carmine, Sì, con voto a quello con che hai voto visto finora, dinamico. voto dinamico. Allora, vabbè, come prima puntata per me ci sta, cioè mi sembra un buon inizio e mi sembra anche un modo per dire ok, non facciamo solo merda, siamo capaci anche di fare un bel pilot per una serie e che quindi per il momento è interessante. Mo' tocca capire se c'è molto Matt Murdock, a me fa piacere, però un po' mi appalla una certa, se devo vedere Sì, Daredevil 3 volte, no. secondo me sarà così,
Secondo Secondo me me poi il sarà rischio così. c'è, perché comunque deve Adesso essere il recupero del personaggio che si riconvince a esatto. fare il vigilante. Però l'ho vista spedita nel No, raccontare le cose, questo la sai, sì, magari forse già nella seconda puntata, quindi esatto. come No, blocco, perché sono divise, ma immaginale come una puntata unica alla fine, sono state rilasciate insieme. Magari c'è tutto il percorso che porta a farlo ritornare a menare i cazzotti e già dalla seconda in poi si no, io mantiene un lo attimino aspetto. normale. Cioè, io mi Sì, non mi accollo pure ricordo quale, che... non mi Sì. ricordo quale serie, forse la seconda o la terza. Sì? ehm, Lui, tipo, praticamente tutta la stagione, lui non ha il Il costume costume? e ha una bandana in faccia e Ah, sì. basta. E lui Iron Fist. combatte Ok. Iron con Fist. maglietta e jeans. Esatto, Iron Fist praticamente. Iron Fist. Per tutta la stagione, e poi alla fine si mette il costume nuovo. Anche Ok. perché anche in quella stagione, tipo, no, non vuole fare più Daredevil, si allontana, poi in realtà poi alla fine deve tornare per forza. Però non andrà a finire così, nel senso che vedremo molto l'avvocato, mo si sta frequentando con quest'altra, molta vita Sì, normale, mo... e poi nel frattempo dietro le quinte magari vediamo i magheggi di Fisk. Esatto. Mo sono curioso di vedere pure questo fatto di White Tiger, anche perché appunto l'attore che l'ha Infatti sì. interpretato è morto, quindi Quindi dovranno recastarlo. Ah Ed è sì? un... Sì, purtroppo stava già, ma io non ok. capisco, con tutto il rispetto, non capisco perché la Marvel continua a mettersi in situazioni dove se sai, perché mi pare che si sapesse che questo non stava bene, no, per cattiveria, però evita se si può, che poi rischi che questo ti muore e lo sai che sta male e poi tocca recastare. Poi se muore anche nella serie, a posto. No, Problema vabbè, quello risolto. sì, quello Anche sì. perché teoricamente White Tiger, quella famosa, è la donna, questo è il maschio. Esatto, ah, questo è il maschio. Quindi, tra l'altro, poi pure nella serie animata collabora con Spider-Man, lei, Iron Fist, Luke Cage, esce Jessica Eccetera, Jones. eccetera, sì. Quindi poi sono eroi anche molto facili da fare a livello di costumi soprattutto, quindi te la puoi giocare pure un po' più sull'effetto comics. Cioè Jessica Jones te ne una Jack, oggettivo proprio. Luke Cage c'ha Io le una serie coppa. Netflix alla fine non le ho mai No, viste. quella di Jessica Jones è bellina, devo dire la verità, è sfiziosa, poi Christian Ritter è E tosto. ricordare quel punto e Eh, renderci conto di essere arrivati a questo, sì. minchia, che cazzo di viaggio Come ha che è detto il stato. dottor Mercury, però Iron Fist è stato uno spreco, perché Iron Fist facevi una grandissima serie di Kung Fu, Mm? potevi fare una serie della Madonna di Kung Fu e uscire una mezza cacata, poteva uscire un Cobra Kai della Marvel Sì, no, Magari col possono vedere allora in personaggio. tra le qualche serie modo. Netflix, adesso non ricordo Enzo se Mhm. mi ricordo che Enzo non era al passo con tutte, no? Se Le te ne serie mancava penso con la qualcuna. Netflix e varie, ma pure a Quelle me ne là mancano no, alcune, no. quindi Io io me più o le sono meno mi viste tutte, informo. mi sono viste pure Defenders, che Ah, è giusto praticamente Sì, Defenders. che io che è difatti a stato lui molto, chiedevo cosa ne Va. pensava. è stato molto che cazzo Defenders perché ci stavano tutti, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage Defenders e non l'ho Daredevil. visto. Cioè, è Allora, stata Luke la prima serie a Cage, fare una cosa del genere, di unire più personaggi, Ha quindi era pure un attimo fatto una il cosa particolare. crossover delle allora, serie, ci sta. il mio preferito in Mm? assoluto è stato Jessica Jones, Sì, sì, sono d'accordo. sia per gli attori, perché lei e quell'altro che ha fatto anche Doctor Who, non Sì, ricordo, ho capito chi dici, ma non mi viene il nome purtroppo. Ho capito incredibili, chi. bravissimi, dei mostri, Ah, era Tennant, ed era molto, David vabbè, Tennant. chiaramente poliziesco, eccetera, eccetera. Luke Sì, sì, Cage sì. anche molto poliziesco, però chiaramente ambientato ad Harlem. Sì, vabbè. E vabbè, ovviamente sapete che il cattivo là in Luke Cage è praticamente Marshall Ali, che in realtà sarà Blade. Mm, Vabbè, là sì, praticamente fa Vabbè, piccoli plot vabbè, i twist. soliti, un sì, boss i soliti. afroamericano, eccetera, eccetera. E quelli mi sono piaciuti un Vabbè. sacco. Daredevil, vabbè, in testa, e poi sì, Iron Fist è quello che mi è piaciuto meno. È un peccato questa, infatti spero ci riprovino rifacendola per bene a una certa, perché cazzo, Shang-Chi cioè, un film Vabbè, è un bello film karate. allora, Fammi una bella serie. Guarda. penso dopo sto prodotto e anche un attimino gli ultimi, Mm, che diciamo che c'è stato il burrone in... Ah, già, ma prima che mi dimentico, sì. che voto gli dai tu? Ah, Che poi la prossima volta li metto in grafica, qua ce li abbiamo sempre allora, visibili. direi, giusto perché voglio fare un po' come il signor Mercury, che sono d'accordo con l'analisi che ha fatto lui, ma voglio dargli un po' più di voglio essere più propositivo. 8 meno. 8 meno come prima 8 puntata. meno Io pieno.
8 meno pieno, bravo, esatto, un come direbbe 7,60. Franchino. Bravo, esatto. Allora, per quello che stavo per dire Sì, prima e per lo stesso ragionamento che comunque state usando pure voi, io invece gli voglio dare un 8 di incoraggiamento ok. perché se analizziamo il burrone Marvel in cui eravamo, ed è Sì, inutile oramai nasconderlo perché è un dato di fatto con tutti i casini, purtroppo sì. prima delle uscite, durante le uscite e dopo le uscite. Tutti i fallimenti e tutti i soldi che sono stati buttati. Quindi, da quel fosso lì, senza manco mettere in mezzo il perché c'è stato quel fosso, ma sappiamo tutto che per le inclusioni forzate, l'immissione di certe cose, bla bla bla, si dovevano seguire delle regole in fase di progettazione dei film, tutto quello che si vuole. Quei film hanno fatto cagare e non lo dicono tre deficienti che fanno una live, ma lo dicono i milioni di miliardi di persone che non sono andate a vedere questa cosa o non l'hanno supportata. Gli ultimi prodotti Marvel che ho visto recentemente, alcuni hanno un pochettino più ingranato, quindi già da Loki 2, Loki 2 già Loki, la... untouchable Loki, non si può Bello. fare veramente un cazzo. E Loki sarebbe davvero, se davvero fosse uscita Vabbè. qualche annetto prima, sarebbe Wow. stata una merda. Invece è uscita nel momento in cui c'era l'uscita dal fosso, si è un attimino ripresa. Altri prodotti che stanno uscendo un pochino di vaccate in meno, non inteso solo come inclusione e quant'altro, ma proprio come vengono portate le trame e come sono stati presentati i personaggi. Ho visto un pochino di miglioramento perché abbiamo iniziato un po' tutti a rinteressarci a questo. Sì, dopo gli annunci di quello che dovrà essere il futuro, l'interesse almeno a me si è riacceso un minimo. Disney sa benissimo che questa serie qua, proprio questa, Sì. questa qua non la può sbagliare. Non No, dovrebbe. infatti. Questa se la sbaglia, già per tutti i casini che c'ha sotto, problematiche varie, continui casini ancora con il film di Biancaneve. Un film di Biancaneve, che ci vuoi uscire? Un casino della Madonna. No, a proposito di Biancaneve ho aperto, cioè ho scritto White Tiger MCU e mi è uscito un articolo di Every Eye, vabbè, di novembre, che diceva Rachel Zegler, la Biancaneve live action sarà White Tiger nell'MCU? Punto interrogativo. Ma Non lo so. Ma non stato credo, non forse credo. una teoria. Vabbè, se sarà, ci comporteremo in base a come si comporterà in Stanno scena. facendo fare 800.000 cose. Mo fa pure Hawk Girl in Superman, se ho capito bene. Ma il fatto è che è un'attrice vuota. Cioè, non Allora, niente. ragazzi, manco per dire cose a livello legale che ci butterebbero in galera, però arrestate. se stanno uscendo sempre più notizie che tutto un certo circuito dello Star System viene spinto in un certo modo per portare un certo tipo di linguaggio che poi viene spinto nei film, i film vanno a merda. Se certe persone le si inizia a vedere molto di più del normale, non è perché sono brave e quindi sono salite, no, vengono spinte perché sanno fare. Quindi mo tu dove la puoi infilare a lei per far fare qualcosa? Se è stato deciso che deve salire, la prossima volta ce la troviamo pure in Alan Wake 3, non lo so, te la trovi ovunque, non ci può fare niente. Ma avete visto Marinelli? Dove Come sarà? no? Cazzo, Come no? ce l'abbiamo visto. Quello sono molto contento, mi fa molto Il piacere. finale del trailer è stato proprio ufficialmente Solid Snake ormai tutto. Cioè non gli si può dire più niente, da quell'eternità è lui. Sì, punto. Ma quello per capitolo chiuso. Nella mia ignoranza, anche perché tu lo sai, non me ne puoi No, sì, tranquillo. però mi devi spiegare sta cosa. L'idea di Metal Gear di chi è? Kojima. Ok, però non se l'è brevettata, l'ha data in mano a Konami. Esatto. E hai fatta strozzare la vita lascia hai fatto proprio strozzare tu già lo sapevi che eri un genio. Ma devi lui è un genio ingenuo. Carmine, io ieri vedevo quel trailer, ero in live, io c'avevo la bava, io lo voglio. No, dov'è? Dov'è? Un trailer 29 giugno, subito, day one. Ma poi visto che paesaggi, cioè, bellissimo. No, quello sì. Bello. Quello sì. Allora, a me i paesaggi del primo mi piacevano, che a me piace il concept di Dead Stranding, non perché è il Bartolini Simulator come viene giustamente definito, perché è quello, porti pacchi in giro, Bartolini Simulator, fai le consegne, vai da uno, cosa c'è, porta questo là, è quello.
Però quel fatto di sì. sopravvivere, soprattutto la prima volta in un ambiente nuovo e ti metti la scaletta, poi il sistema di trovarti oggetti randomici messi da sconosciuti, No, quello era che mentre tu interessante là l'idea. sei in un momento che stai per morire, ti attaccano mostri che ti risucchiano da sotto e vedi qualcuno che stava giocando esattamente come te, che stava là in mutande a farsi i cazzi suoi e ha pensato di mettere una scaletta in quel punto e tu te la trovi e ti Ok, bello. salva. Ma infatti Grazie. bisognerà capire Grazie. come funzionerà nel 2, se avrà cambiato, se avrà fatto modifiche, idee o a questo sistema di interazione. Io quando presi l'uno multiplayer, diciamo. capitai, nella seconda parte del mondo tu puoi investire le risorse per costruire il blocco dell'autostrada, in Sì. modo tale che tu viaggi là sopra con i mi veicoli. ricordo, c'avevi l'autostrada, la ricarica, cazzo. Mi capitò una combo di uscita Dead Stranding, ferie al lavoro e quant'altro. Mi feci una run di 8 ore solo per prendere i materiali e prendere le cose per potenziare tutte le autostrade. Per la cosa dovevo dare le autostrade a tutti. 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 Devo fare beneficenza. 8 ore solo a fare autostrade sono stato. Bellissimo. Quindi il secondo mi sembra una bella espansione dell'idea del primo, con ambienti più vari. Sì, sì. C'è anche molto di più parte action, molto combattimenti in moto. Non so se sono scriptati oppure no. Però sembra molto più orientato all'azione e molto più vario del primo. Quindi, che fai? Te ne privi, Carmine? Altra cosa a tema Marvel che mi sono dimenticato io, a quanto pare a fine anno esce il gioco di Black Panther e Capitan America. Wow. Sembra Quello confermato a fine anno. Ok, Ma sembra Wolverine confermato a invece? fine anno. Wolverine nel limbo al momento, Dottor Tecchio. Tutto perché- liccato online se lo sì. cerchi, Carmine. Stanno ancora girando Casino. video in giro. Quindi, Cioè il fatto che hanno dovuto levare da più che mezzo altro tutte le del espansioni gioco di Capitan Spider-Man. America e Black Panther, io vorrei vedere qualcosa del gameplay. Ma se è possibile, visto che vorrei comprare un gioco, vorrei. No, perché si è fatto Che buono. A tipo me di gioco è? interesserebbe pure giocare un gioco doppia storia che puoi fare con l'uno. Un gioco dove usare tutti e due i protagonisti ha senso. Come Assassin's Creed Shadows. Assolutamente no. Come quello. Ma assolutamente no. Ma non Incredibile. scherziamo proprio. Quindi io onestamente sono curioso anche perché mi vorrei giocare un gioco con Black Panther. Capitan America non me ne foto assai, a essere onesto. Però giocare un gioco di Black Panther mi Allora, interesserebbe. di quel video presentazione a me era piaciuta molto l'atmosfera. C'era Era una bella simpatico, atmosfera, era seconda simpatico. guerra mondiale, lotte. C'è un po' di funkel. Tu dici un bel giochino Sì, sotto che noi. uno se lo prende e si diverte. Mo non è che voglio Marvel Spider-Man, è che non sarà mai No, come con no. quella fluidità di gioco. Questa è la cosa che un po' mi può far paura, Per onestamente. Wolverine, come chiedeva Carmine, penso che nell'arco dei prossimi L'anno mesi prossimo. qualcosa si vedrà. Wolverine no, Wolverine se ne parla l'anno prossimo. Direttamente l'anno Se ne prossimo. parla l'anno prossimo per le notizie. Il gioco secondo me se va bene esce fine 26. Dici? Sì. Ok. In questi 2 no, in questo anno e mezzo continueranno a lavorare a Spider-Man. L'anno prossimo fanno pure il teaser di Spider-Man a fine anno. Ultimo capitolo, fine saga 2027. Qui lo dico, sta tutto registrato in live. Quindi io ho fatto la mia Tu la tua annunciazione. cosa, Ale. Vabbè, Vediamo poi se ci sarà. vedremo un attimino come sarà. Poi vorrei giocare, bel gioco di squartamenti, prendi il nemico, aprilo in due, squarciagli le Infatti viscere sì. da sopra a sotto. Ma non perché siamo violenti, perché No, diverte. No, perché se qualcuno sente queste cose, dice: Ma voi siete dei da violenti, Marvel sanguinanti. Spider-Man sta Venom che gli Capito? stacca la testa a Kraven con un morso, cioè penso lo possiamo fare 2 squartamenti, no? Ecco, Kraven pure Virtuali. sarebbe, secondo me, ne stanno parlando talmente bene, ma talmente bene di Kraven Sì. che io lo vorrei vedere insieme a voi. Anche io Ma me in lo tutto ciò, accollerei in la tutto visione ciò, di in tutto ciò Kraven. Ma io, perché c'ha a me, ma a me Dica. manca ancora Cosa? il vincitore dei Razzie Awards di quest'anno. chi? Non ti permetti di fare quel nome, Carmine. Quel nome Certo. qui sopra è bandito su questo canale. Non fare quel Ma come nome. no? No, sì, certo. Che nome stai per fare? Ma come che nome? Lei, è proprio lei. No, Lei. già lei non mi piace. La dama. No, La madama, la La madama. madama. La madama della tela. Carmine, in questi mesi in live non idea delle parolacce che ho detto a quel titolo. È l'innominabile questo. Però Ma ce lo l'hai dobbiamo l'hai vedere, io. visto? Ma l'hai visto? Non ci tengo alla mia salute L'hai visto? mentale, ci E tengo. allora non puoi giudicare. Non l'hai visto? Non puoi Lo giudicare. dobbiamo vedere, Ho visto i riassunti, però. Lo dobbiamo vedere, io. No, non puoi Non giudicare. c'è. Devo fare il pacchetto, vabbè. Allora, io Morbius me lo sono visto, ok? E posso Bravo, giudicare dottor Morbius. Mercury. Bravo. It's Tu ti sei Morbin visto Morbius? time. Te lo sei visto Morbius?
No, grazie, sono Io cattolico. l'ho visto, dottore, 3 Eh, volte l'ho visto. ma perché il master Allora, ne facciamo capisce? così, guarda, proprio in live, quindi resta registrata sta cosa. Attentissimo. Quando vieni qua, ci organizziamo la serata. Vabbè, che sta su Prime. Sta su ma Non hai scuse. no, guarda, stavo pure per dire sta cosa qua. Ascoltami, ti stupirò con quello Ti che sto per stupirò io. dirti. Allora, noi ci organizziamo la seratina nostra, mangiamo, Sì. ci mettiamo qua al computer, Sì. ce lo vediamo in live o ci mettiamo in posizione comoda così si veda tutta la mia reazione al film. È presente già da qualche parte tra Prime o altro in maniera gratuita? Lo Sì, vediamo. sì, su Prime sta. C'era sta da su Prime. noleggiarlo? Non lo noleggio Certo, tranquillamente. assolutamente Non sì. ci sono Non problemi. c'è Vabbè, dubbio. ci prendere pure i soldi, non mi sembra il caso. Vabbè, quello è un altro No, discorso. no, ma perché c'è un noleggio dove va pure Francesco. Mi tolgo Amico sto nostro. dente, mi tolgo sta situazione e via. Sì, sì, sì. Comunque, allora, E sì, poi va ci Voi bene. vediamo anche voi Crown, siete c'è delle brutte problema. persone tutte e due, Poi ci però. vediamo anche Comunque, scherzi a parte, un film da Sì. vedere che spero di riuscire a vedere questo weekend Sì. è Mickey 17. Quello ero curioso Quello anche ne io. sto sentendo anche io un bel po'. Il nuovo film di Bong Joon-ho, quello che ha fatto, vabbè, lo sapete, no? Parasite, Madre, No, Sì. Snowpiercer e tutta quella Allora, io nel industria. frattempo metto un po' di keep driving sotto così non lasciamo. è partito un bel talk interessante, quindi no, quello sono curioso anche io, dottor Mercury, su Mickey 17. Secondo me tanta roba. Tanta roba. Io sono curioso di vedere, ragazzi, invece, Allora. che esplosione farà il film più costoso di Netflix. Quello che deve uscire mo Io me lo prossimamente. voglio vedere perché mi sembra Non mi figo. ricordo il titolo, il film che è costato I 300... robot che ammazzano tutta l'umanità. Quello 320 con Millie milioni. Bobby Brown e Bravissimo. Pratt. Esatto, Sì. esatto. Sì. Quello mi sembra simpatico, Sì, cioè per sì, come, sì, per come sarà intendo io i film simpatico. mi sembra che io me lo metto la domenica pomeriggio. Esatto. Però 320 milioni per un film che tu devi la domenica pomeriggio non c'è Ho capito, ma io me lo vedo la domenica pomeriggio, qualcuno ce lo vedrà in un altro momento. Si vede Scusami. ancora episodio 1, Mezz'ora di paradiso col countdown. Aspetta, dobbiamo Ma sentire aspetta. No, sì, lo vedrei. Ah, Così ok, no, come, ma adesso si vede questo qua, così questo come qua. avrei voluto vedere Ok, quello di merci. Snyder in 2 parti, là, non mi ricordo quale, che mi hanno fatto passare la voglia di vederlo. Moon Ah, qualcosa, è la là. copia di Star Wars. Rebel, Proprio per riassumere. Rebel là, Star Wars Rebel, sì, da me. Rebel Moon. Rebel Moon, sì, quello là. Star Sì, Wars ci che avevano non è fatto Star Wars, passare- ma vuole assomigliare a Star Wars. Esatto. Allora non fa niente. Va bene, Ci hanno sta bene provato. dov'è. Giustamente con Disney, è morto uno Star Wars, se ne fa un altro. Hanno provato. Certo. Ah, allora, è Carmine della Tecchio, Disney. adesso facciamo scegliere a te come iniziamo questa avventura, Carmine. Va bene. Allora, tu sto gioco l'hai mai visto? Lo conosci? Mi sa che la prima volta l'ho visto con te. Ok, allora noi adesso dobbiamo creare il nostro viaggiatore, quindi tu mo ci dirai chi fa sto viaggio. Lucio Corsi. È Allora. lui, la ragazza del futuro. Allora, Qualche altra Negs. maschile o femminile? Mettiamo maschile. Sì, Lucione. Allora, dottor Mercury, nome del nostro personaggio. Non saprei come lo vogliamo chiamare. Vai di fantasia, Cioè abbiamo che erano 10 spazi, quanti voti? 10-11 spazi, poi ci regoliamo andando. Sì, esatto. Andando venendo. Sdruppolo. Sdrup. Per forza. Sdruppolo? Sdruppolo. Senza cognome? No, non ci abbiamo lo spazio, allora. Va bene così. Sdruppolo così. Allora, rapporto con i genitori, perché se si ferma l'auto e perdi la run, hai la possibilità di chiamare i tuoi genitori a casa e vedere se ti rispondono. Se ti rispondono, ti danno dei soldi e ti rimettono in viaggio, altrimenti è persa la run. Quindi, che rapporto vogliamo avere con i nostri genitori da 1 a 5? 2. 2. Ok. Ok, vabbè. Ok. Allora, di cosa ci occupiamo? Siamo disoccupati, siamo dei meccanici, siamo degli studenti, siamo degli intern, siamo dei in morning e ognuno di questi ha dei tratti. Questo. L'ultimo, il morning. Sì. Ok. Pioverà più spesso. Già l'ultima run ha piovuto tutto il viaggio, Sì, tutto, sì. va bene. Allora, che cosa ci portiamo dietro?
pacco della mamma con un po' di cioccolato, qualcosina da mangiare, delle bende, una banana, la cassetta degli attrezzi, un po' di scotch, una mela e delle lettere, birra e chitarra, una bella cassa di birra da bere durante il viaggio, chitarra elettrica e sigarette, oppure oggetti loschi, cortellino a serramanico, cocaina, piede di porco, una scatola di tonno che tu apri stesso col piede di porco e fai prima, e le sigarette. Che ci portiamo? Direi My Tools. Ok, allora, con cosa vogliamo fare questo viaggio? Con la sedan, col truck o la muscle car? Con la muscle. Sedan. Con la sedan, ok. Noi già avendo fatto altre run siamo riusciti a potenziare un pochino il motore e mettere un paio di potenziamenti, quindi già partiamo un pochino meglio. Allora, Si va. allora, entriamo in casa. Open the letter. Era questo qua. Ok. Allora, innanzitutto la prima tappa, quindi così possiamo pure continuare a parlare. Dai. Ok, vamos. Quindi mo si viaggia. Sì. Prego, dottor Mercury, continui il discorso di prima. Basta un po' il volume della musica, però così non ci sentiamo. No, niente, no, che Mickey 17 dicevo che non vedo l'ora, perché già da qualche anno che non fa più film. E Effettivamente quindi sì. secondo me sarà molto interessante, anche per la trama e per quello anche un po' ho sentito qualche intervista sua e sembra essere molto significativo, profondo comunque come senso generale. Okay. Che poi che nel frattempo sì, ci sono, può sembrare anche un po' caciarone di Pattinson che muore così, ecco lì, però chiaramente è carattere. comunque, esatto, è carattere. Comunque lui nei suoi film ci mette sempre un po' di critica sociale, sì, assolutamente. eccetera, eccetera. No, quello però c'è effettivamente da vedere. Un'altra cosa, Sì. era uscita una notizia su l'incredibile, il gioco più atteso e criticato dal suo annuncio, Eredi Prophet, là, il gioco di Naughty Dog, la sua nuova IP, sì. che dovrebbe essere a quanto pare un gioco che rifletterà anche sui temi della religione. Vabbè. Questo è Aspetteremo. uno stannato, No, questa cosa che vorrei capire in che aspetteremo. senso sulla religione, cioè che c'è una religione in game ed è un gioco di stampo religioso, nel senso che si basa su questo culto, su questo credo del gioco? Lì c'è solo bisogno di attendere altre informazioni. Sì, non vorrei che fosse una locandina di propaganda per qualche culto strano, mi auguro che Naughty Dog non sia arrivata a questo. Allora, Mi auguro, però l'altro deve uscire pure la stagione nuova di The Last of Us, io la prima ancora la devo vedere. io vidi le prime 2 puntate e mi erano anche piaciute, solo che poi non ho avuto tempo di seguirla. Lei l'ha vista, Dottor Mercury, ha visto The Last of Us? No, non ancora. Non l'ha vista ancora, ok. È in lista anch'essa. Da vedere. No. Io sapete qual è stato il mio guilty pleasure in questi giorni? Madame Web. No, quello sarà il mese prossimo e sarà la mia rovina. Only Murders in the Building. Voi l'avete vista? La conosco, ma non l'ho vista. No. Cioè, so di Carmine, se ci dai un'occhiata potrebbe piacerti, secondo me. C'ha quella giusta dose di commedia. C'è Steve Martin dentro. Minchia, tanto di Selena Gomez, mia sorella. Commedia, investigazione, mistero al punto giusto, battute anche divertenti al punto giusto e c'è un cast dentro, porca la miseria. No, io adesso ho messo un attimo in pausa Vikings Valhalla, la terza stagione, che io sono un po' patito, però in realtà questa qua non mi sta piacendo più di tanto, e che è uno spin-off di Vikings l'originale, quindi altre storie, altre cose. E poi mi sto facendo il rewatch di The Office quando in pausa pranzo, tipo, capito, tra una cosa e l'altra, a volte in pausa pranzo a cena. Metti qualcosina sotto per...
così. E mi sto recuperando un po' gli ultimi film, anche tipo quelli degli Oscar, così. Dicevo l'altra volta ho recuperato Anora, penso settimana prossima mi vedrò, no, settimana prossima forse no, che non ci sto in Spagna per lavoro, vabbè, comunque devo recuperare The Brutalist. E come serie ne ho fin troppe da vedere, ne ho fin troppe. Sono come le Quindi ciliegie. non saprei. Sì, sì. Non so. Non so se c'è. No, no, nel senso, praticamente sto leggendo un libro su Parigi. Sì. Perché ad aprile vado a Parigi e niente, parla di un po' più giornalistico come storia, e parla di 20 storie diverse incentrate su 20 parti della città. E l'altra sera ho letto una parte sul Le Bureau, quindi sui servizi segreti francesi, che sta a Parigi, e mi è venuta voglia di vedere, diciamo, nel capitolo si parlava di questa serie TV francese chiamata Le Bureau, che poi adesso hanno fatto la parte americana con Fassbender di Agency, Ah, e ok. sembra interessante, e non so se iniziare quella o tipo qualcosa tipo From o Quella, quella, Eccolo quella, qua. quella, quella. Eccolo qua. Carmine, per sapevo le che avresti nostre radici, tu credimi, mo te lo dico pure in live sta cosa. Io e Carmine ci siamo conosciuti tramite Lost, Eh, la leggenda narra. Io, Carmine, ti dico, tu lo vedi, dici cazzo, è lui ma non è lui. L'atmosfera è quella, Carmine. Mm. Io sto aspettando che tu lo devi vedere, bisogna fare le teorie, io non posso capire solo io certe cose. Che seppure più complicate Lost, porcaccia la miseria. oddio, mo non so, aspetta. Mo, Perché non so. succedono, allora, in Lost succedevano cose abbastanza particolari, però c'era azione A, azione B, personaggio che appariva all'improvviso, una cosa un Una pochettino più botola, due, particolare, tre una botola, cose normali. Tu qua mo abituato a vedere i colpi di scena, le cose ad un certo punto. Se tu ti vedi una serie dove tu ti aspetti proprio che in realtà dici, ah ok, vediamo esce la botola segreta, che questa è la zona selvaggia, bla bla, e all'improvviso ti appare un albero con alcune cose. Dici che cazzo. E ti spiegano tutto e c'ha un senso quello che poi dici. Fai il tuo sangue. Però, Carmine, vediti From. Carmine, vediti From. Carmine, vediti Vediamo, From. ci provo. Poi c'è anche una faccia conosciuta, sai chi c'è dentro. Quindi tu già ti Sì, senti sì, a sì. casa. Tu come già No, no, sei a questo casa là. sicuramente. Poi altre serie, di nuovo non. Io mi dovrei vedere quella nuova di Invincible, la stagione nuova. Io mi sa che quella mi devo iniziare, secondo me. Invincible è figa, molto molto figa. Allora. Cioè, se non tiene genere supereroe, no. Che ci sta che a un certo punto Di The questo. Boys, i film della Marvel, le serie della Marvel, e Invincible, ci sta che a un certo punto un buco cazzo. No, bisogna pure un po' variare ogni tanto. Però... Che sennò. Cioè, solo Leveling come anime mi sta azzeccando un Caimano ogni domenica, ogni sabato sera. Come un cazzo di merdone proprio. Io come devo capo, riprendere questi My Hero perché- Academia. My Hero Academia, mo deve uscire la serie nuova di My Hero Academia. Allora, noi che Vigilante. viaggio vogliamo fare? Andiamo a Dutasciolo, dai. Ah, perché ho tirato su il lavoratore. Grande. Quindi dobbiamo andare di Sì, ma qua. quindi qui che run facciamo? Aspetta, possiamo fare pure qua la sua quest. Oh. Allora, noi qua mo. Che possiamo fare? Che run facciamo? Abbiamo fatto il lavoro. Lavoro l'abbiamo fatto. Sì. E non c'è convenuto alla fine. Meglio viaggiare e divertirci. Potremmo andare al concerto. Andiamo ad andare al concerto. Possiamo finire La il volta gioco. buona che andiamo al concerto. Una Dai, run. ci sta. Allora, il piano Una run. Carmine è la sesta run che proviamo a fare. Ci sono talmente tante variabili e cose in questo gioco. Non siamo mai riusciti a fare sto concerto. Noi mo adesso da qua andiamo a fare la missione qua, ci prendiamo l'autostrada. Dobbiamo fare i lavori per i soldi. C'è il centro dell'impiego qui.
Ci facciamo tutta la zona qua. Arriviamo a Frickestacken. Frickestacken. Prendiamo la tenda, prendiamo i biglietti E si va al concerto. e si va al concerto che sta qui. Nulla può andare storto. Il piano è deciso, cioè è facile. Però io sta Ma la cosa droga già ce ce la l'abbiamo. siamo detti. Mm, No, però la possiamo comprare o la possiamo trovare in giro. non ti preoccupare. Allora. Benzina ce l'abbiamo, energia c'è. Qualcosina da mangiare in macchina c'è. A posto, andiamo. Si va. Poi Gianmarco ce l'ha con me su sto gioco perché dovevamo andare a fare la super corsa della vita. Ci ha fermato la polizia perché avevamo fermato Vale. una canna. Io sono scappato dalla polizia per Cioè, una skill di un personaggio e ci ha inseguito la polizia prendendoci, facendo terminare la Il run. dottor Ce l'ha con me, Ho capito? detto 800.000 volte, non fa cazzate, non perdiamo la run per questo, perdiamo la run Ma no, per questo. è un viaggio, Ma divertiamoci. perché a ma fa sti stronzate, a Vedi, ci siamo persi, ci siamo persi, È colpa tua. ci siamo È persi. colpa tua come al solito che sei un deficiente. Allora, Ah, togli due che qua, merda. ne togli E quindi? un altro qua. E quindi niente, alla fine abbiamo perso la run là. Quindi mo... No, se ti becca la polizia è proprio game over. Sì, sì. Niente. Giustamente lui No. con la polizia scappa. Certo, tu scappi. Stavamo andando, la primissima run che abbiamo fatto mentre stavamo andando sempre al concerto, all'improvviso ci è arrivata una lettera che stava morendo nostra nonna. Abbiamo fatto una corsa per arrivare là. Siamo arrivati giusto il giorno prima che morisse la nonna. Oh, la sposa un'altra No, volta. vabbè, dai, Sali, sposa. Sali, sposa. lascia dai. stare, Che scusa. fai? Dici di no? Sì, il problema è che la sposa aspetta, gli devo alzare un attimo il sedile. Sposa, mettiti qua. Aspetta. Allora, lei come questa c'ha. Condividi un drink, Sì. rilassati e scappa da un road event. Quindi da uno, Togliamoci i pericoli, quella senza danni e sta sì, ne lasciamo solo uno e scappiamo. Quindi dobbiamo fare relax e lo facemmo con la canna l'altra volta. Sì. Quindi dobbiamo comprare una canna, Dobbiamo comprare della troppa. dobbiamo comprare dell'alcol e dobbiamo guidare ubriachi. Ok, benissimo. Da quando siamo partiti? No, ma mo siamo Quante partiti, volte- Carmine. Quante volte l'abbiamo fatto? Quindi, vai. Mamma mia, mamma mia. Quante volte? Allora, Quante cose al mondo puoi fare? che succede adesso? Costruire. Buche. Buche. No, no, ma adesso buche. Inventare. Ok, macchina che balla, speriamo che non salti una ruota. Ok. Allora, a questo punto, Oh, se io faccio questo, mamma. ne faccio un altro così, il danno me lo prendo. Scappa, scappa. Ok. Una parte della quest già l'abbiamo Ok. fatta. L'auto sta messa bene, c'ha solo un danno. Benzina, i soldi già iniziano a finire perché quando sì. mai. Allora. I wish I had time. Vorrei avere tempo per leggere un po', figa. Difatti si è stancato. Ed è stanco. Allora. Persi di nuovo. Persi di nuovo, ci abbiamo le cicche. Loro che abilità c'hanno? Uno, due. No. Ma scusa, chi è? L'ho preso per strada. Tu trovi gli autostoppisti, gli puoi dare un passaggio su Ma personaggi che c'hanno. Prima non ci hai fatto caso, ma tu non stavi vedendo la live? Sì, sì, sì. Ah, ok, no, no, quando durante sta fase qui trovi proprio gli No, ma autostoppisti sono e te li visto carichi in che- macchina, non ci hai fatto caso. Se Me l'hai l'ero fatto perso quando pure io, andavo a infatti. In realtà ne possiamo prendere altri due, Sì, però no. sacrificandoci un po' di posto. Un po' di posto. Sì. Un po' di posto, sì. Basta solo che non troviamo la bambina che fa pipì ogni 5 minuti No, perché la bambina si lascia per strada. c'ha la miseria. Sì, Allora, c'è dal finestrino. Buttare a fa. L'altra volta il dottor Mercury l'abbiamo cacciata a calci in culo dalla macchina per far salire una 25enne. Beh, mi sembra giusto. non è stato un bel gesto. Non è stato un bel gesto, ma Anche doveva perché Gianmarco dimentica che la run precedente, Carmine, ha iniziato a piovere dal primo Mamma giorno mia. fino all'ultimo. Non ha smesso un attimo, l'abbiamo abbandonata sotto il temporale. Fantazio e fantazio. Ecco. Buonasera Francesco. I messaggi in chat, no, il programma si è un attimo bloccato, arrivano 2 volte. Ah, ok. Ok. Buonasera signor Francesco, è sempre un piacere vederla qui, eh. Ciao bell'uomo. Buonasera, buonasera. Compro un po' di cioccolata. Un po' di cioccolata, dai.
compro Dai. Dai, che la cioccolatola. caffè, anche perché dobbiamo ripartire assolutamente. La birretta no. Giusto? Le gomme, lo zi. Prendi Allora, gomme subito. aspetta. Gomme, Gomme fondamentali. birretta. Mettiamo benzina dalla tanica e siamo a posto così, così non spendiamo altri soldi. Qui cosa c'hai? Ma ci volessimo portare una bella pizza. No, $10 no, lo zi. No, li buttiamo. Ma è grossa! Ma non ne importa, prendi del cibo più piccolo. 2 chicken wings? Costano 5, no? Prendi Una mela. qualcos'altro. Che è quella a destra? Una mela. Allora, questa è una mela, ok. Questa è un'arancia? In onore di Chiara prendo il portuale. Vabbè. Il portuale. Allora, Vai. negozio pezzi d'auto, non c'è Wow. niente. Corda già ce l'abbiamo. Ruote, quali ruote abbiamo noi? Abbiamo le ruote Grodol. Ruote base super più. Allora, noi Vorremmo qua dobbiamo iniziare a comprare delle ruote. un'armatura. Invece due per No, no. assolutamente no. Queste sono quelle base. Io prenderei lo scudo. Questo Però qua. 25, lo zio è una cifra. Vabbè, non le prendiamo adesso. Non le Ah, prendiamo ok. adesso. Allora, a questo punto continuiamo verso sud. E c'è anche la quest, quindi... Adduto a Ciol. E ci sono anche dei lavori da fare, quindi possiamo prendere un po' di soldini. Ecco qua. Ma quello è arrivato, ha detto Metafor Refund. Lascialo stare, lui è uno spirito libero. Uno spirito libero che la pagherà al momento giusto. Sempre, sempre. Per il resto invece, Carmine, come titoli, giochini, per quanto puoi perderci un pochino di tempo sopra, tu cosa stai aspettando? Cioè, qual è proprio la cosa che ti intriga un attimino di più? Ecco, un altro autostoppista. Oh, nuovamente. Wow, ma sono chiamato. Eccolo. No, la bambina. Ma perché? Perché? Ma perché la devi prendere per forza? No, la dobbiamo prendere. Dobbiamo completare la quest, non l'abbiamo portata a casa Dobbiamo l'altra fare il volta. festival, frega un cazzo della Ma bambina. infatti sì, a Maio Concerti, ce ne foto. No, ragazzi, è morto lo scopatore delle furri. Chi sarebbe adesso? Aspetta, Francesco, mo chi è scopatore di furri? Mi sono proprio Allora, dimenticato qualcosa. guarda, uniamo l'utile al dilettevole. Ah, aspetta, ok, ho capito. È il tipo da quello dell'inizio del gioco, il vecchio del Fantazio che si trova. Vabbè, Ah, ok, ok. la libera adesso ho un capito. furry, Questo capito? mo è Fantazio tradotto da Sì, sì, da Francesco. Francesco. Ok. Noi la bimba la prendiamo. Nella prima città ci sarà la quest per portarla lì e darci i soldi. Sì. Noi la consegniamo e ci abbiamo i soldi per il viaggio. Sali, Pargola. Vieni, Va bene, vieni, Pargola. Vieni. Vieni. ma mo piscioni 5 minuti. Vabbè. Pazzo uomo pazzo con Con la benda sull'occhio, Eh sì, sì. era lui. Sì. Sì, Francesco. Purtroppo sì. È andato. Quindi dovrebbe uscirci la quest e la completiamo pure nell'altro modo. No, nell'altro non l'abbiamo fatto, questo sarebbe il primo, almeno vediamo un attimino Sì, pure però che la succede. bambina al concerto non può venire. No, la bambina al concerto non viene. Ecco qua. Ecco, La deve pisciare. a posto. Fermati. Ecco. Vai, Virino poco. Però, visto che ho comprato la torcia e stiamo male. viaggiando di notte, si autoelimina da solo. A no. posto. Bimba, adesso dormi, non fare pipì, perché sennò c'è un problema. Allora, siamo partiti da neanche una giornata, già ci siamo caricati. Una bambina, un pover'uomo che lavora, Sì. una sposa che è scappata dal suo matrimonio e loro intanto litigano in macchina. Vabbè, Perché la bambina si è cacata addosso, ha fatto un disastro. potrebbe succedere anche Puzza questo, come sì. la merda distruttiva sta moccosa. Cazzo, potevi stare al centro. Banged. Facciamo così e facciamo così. Pazzo uomo pazzo. Allora, in città ci mettiamo anche i potenziamenti, che dovremmo avere alcuni skill point. No, aspetta, però voglio cambiare un po' le canzoncine. Allora, aspetta. Facciamo un po' di shuffle. Ah, aspetta. Che succede? Beve birrozzo. No. Così abbiamo fatto anche la quest della signorina. Vabbè, dici tanto ma arriviamo qui. P-break. Pipì di nuovo. Vai. Pisciare di nuovo. Ti Cioè, prego, la lasciala qua. messa da indobbare. Beh, sì, funziona così. Funziona così. Però visto che... Oh no, è perché siamo ubriachi, quindi è più difficile il gioco.
Nel Vediamo. tempo lo ziri. Allora aspetta, 1 e 2. Anche perché andando in città dobbiamo riposare e basta l'alcol. Sì. Dobbiamo vedere solo di trovare le droghe per la sposa. O qualcosa per fare relax. Ah, ok, non era Vabbè. crack, peccato. Vabbè, a posto. Persi di nuovo. Di nuovo A persi. posto. Allora, gomme. Cazzo di Puttana Eva. puttana miseria. Allora aspetta, 1. Questo ci mette allo status, evitiamo. Energia. Vabbè, solo un po' di danno alla benzina. Ma aspetta, gli altri che abilità c'avevano? No, Monnezza. della grandissima monnezza in questo caso. Un altro danno alla benzina ce lo prendiamo. Cazzo, pensavo... Ah sì, perché giustamente quando bevi sei felice. Sì. Ok. Ok, sfitta raggiunto livello 2. Aspetta, fermati. Sì, difatti. Ho Coca. preso la cochina. Ok, finita la cochina. Siamo fatti di coca, buona polo. Dai, Il di problema è che Coca-Cola. cibo spazzatura adesso non ne possiamo prendere più di tanto. Ah, c'è una chiusi, ti ho detto, lo zio. Grazie mille. Questa vuole Oh, la zuppare. la zuppa. Potrebbe essere, sì. Allora, 4 skill point. Questo del gas no. Oh, dai, Senti, in caso di emergenza, iniziamoci a mettere questi. 2 scudi. Poi. War Swift no. 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 Vediamo questo per i danni all'auto, al limite dopo. Questo qua per il gas. Vai. Che spesso ci sono capitati più gas così. Meno con questo siamo a posto. Allora, a questo punto ci conviene fare cibo. Abbiamo finito tutto. Abbiamo finito praticamente tutto. Riposino. Riposone. Così ricarichiamo le skill. Ma migliori una sigaretta. Come no? Merci. Anzi no. Colpo di scena. Colpo di scena. Allora, il Jambox si negozino ribella. qui è bello. Ah, ecco qua. A posto. Perfetto. Centro dell'impiego. Occhio all'energia. 24 ore 75. Minchia, un giorno intero però. Un giorno intero, però ci facciamo 75 per fare il viaggio, per andare al concerto, comprare la tenda e comprare il biglietto. Sì, forse ne dobbiamo fare pure un altro in realtà, perché 75 non sono tantissimi. Allora, iniziamo a fare così. Vai. Si inizia a fare il primo e sono 75. Ok, 2. Dobbiamo fare per forza un altro riposino. Centro dell'impiego. 12,40, 16,45. No, oggi per $5 facciamo 12. Ok, dai che forse speravo un pochino prima. Ok, allora, visto però che siamo pieni di soldi ed è comunque notte, le skill ce le abbiamo tutte cariche perché abbiamo dormito 2 volte, quindi nel momento in cui un caffè per il viaggio più una coca e una Sprite, 2 noccioline. Quando uno è ricco è ricco. Mamma mia. Birrozza al momento lasciamo stare perché non... no. Dobbiamo solo partire. Ok, la Sprite, caffè e siamo di nuovo full. Allora, qui c'era solo il centro dell'impiego eccetera. Qui c'è... Allora, mo ci possiamo potenziare l'auto almeno un pochettino definitivamente perché c'è il car shop nella prossima città. Vai. Se poi riusciamo a metterci un equipaggiamento, poi ce lo troviamo nelle prossime run. Polizia ancora non si vede, non ci sta dicendo niente. Mandato cosa importante su WhatsApp.
Francesco, sei mandato. Carmine, tu che viaggi molto, posso darti un consiglio? Mhm. Portati sempre una penna in aeroporto. Una penna. Sì, 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 una penna, sì. Che ti ha mandato? La notizia che su Every Eye è stato confermato che per dati presi da un sito che rileva i trofei per quanto riguarda i giochi PlayStation e quant'altro, le persone Dragon Age neanche col Plus l'hanno voluto, nessuno lo sta giocando, è stato riscattato, ma non ci sono le persone che giocano. Vabbè, riscattare sempre perché è gratis. Riscattare sempre perché è gratis, però nessuno se lo sta cagando di striscio. Chissà come mai. Francesco, siamo in un... No, è... Che Dragon Age, diciamo, tu non penso abbia seguito tutta la storia di Dragon Age e quello che è successo, signor Carmine. No, no. Carmine, diciamo che tu ami Queen, tu adori Queen, per te Queen sono tutto. Mm. Quindi tu quando è uscito il film lo aspettavi con piacere perché ti aspettavi una bella pellicola che portasse la storia di Freddie Mercury e dei Queen sul grande schermo. Ti trovi? Sì. Sì, A te è piaciuto il film dei Queen? abbastanza. Ok, allora. Prendi sempre Carmine Tecchio 2 minuti fa, quando aspettava così tanto questo film, e Sì. toglici Queen e mettici Dragon Age, che sai comunque che è una saga che esiste da Sì, sì, tantissimo. no, no, certo, certo. Sì. Digli vi faccio uscire il nuovo Dragon Age e... Carmine, è qualcosa che tu sai, io ho giocato di tutto, tu mi hai visto giocare certi titoli che mi hit proprio, che cazzo stai pazziando? Io me le Sì. ricordo ste parole. Sì. Carmine, è un titolo dove a tema fantasy medievale, RPGistico, voyeuristico, avventuristico e quant'altro, uno degli argomenti principali che vengono trattati è l'inclusione, e c'è la scena diventata ormai famosissima di una delle protagoniste che si avvicina ad un tavolo iniziando a parlare del fatto io comunque sono binaria, e l'altro che risponde quindi che cosa dobbiamo fare? Cioè non è un RPG fantasy per seguire una storia medievale. Gianmarco l'ha comprato 30 euro. Io ho pagato. È un continuo fare una lezione su certe cose in un certo modo. Quindi tu immagina persone che hanno aspettato per anni un nuovo Dragon Age e gli arriva questo bordello. C'era Ma a fatto parte casino. ma il gameplay com'è? Allora, diverte, ma il problema dei giochi attuali è che questi bravi sviluppatori odierni sanno fare tante belle cose a livello visivo e grafico, belle importanti, però poi non sanno accocchiare 2+2 per quanto riguarda fare un gioco bello, innovativo. Ti faccio l'esempio, tu Skyrim l'hai mai provato? Ci hai giocato, hai visto qualcosa? Sì, sì, sì. Ok, tu sai che se prendi adesso Skyrim ed entri in una città ti trovi persone che camminano, persone che vanno Sì. nei locali, ti dà l'impressione di essere un mondo vivo. Sì. È uscito un paio di... no. Cioè l'altra sera ci giocava Sabato, se non sbaglio. Oh, no, attenzione, attenzione, attenzione. Carmine, ti adoro per questa cosa che hai detto, perché ti faccio capire tutto subito. È uscito un gioco un paio di settimane fa chiamato Avowed. Sì. Fatto L'ho visto da un uno po'. studio che in passato ha fatto grandissimi titoli molto belli, titoli di un certo peso. Carmine, stesso tu adesso, senza sapere il titolo esatto, ti sei reso conto che assomiglia a Skyrim come impostazione, poi ha Sì, giustamente le sì. proprie differenze. Carmine, noi l'abbiamo portato in live perché c'era la battuta comica che il gioco fosse vivo ma allo stesso tempo morto. Noi abbiamo giocato Già l'introduzione. l'uscita. Carmine, già l'introduzione, la prima boss fight è stato un supplizio, non ce la facevo più. Credimi, davvero, non ce la È facevo. una rottura di palle. Siamo arrivati in città, ti trovi un ambiente costruito benissimo, ma ci sono tutte le persone ferme, ferme. Appare solo un PG una volta che fa 2 passi e fa sempre lo stesso percorso in loop. Livello programmazione base 1 ad 1. Neanche a mettergli cose che abbiamo visto in altri giochi, tipo una routine procedurale che fa ogni volta un percorso diverso, una cosa che
ogni tanto è diversa. No, Carmine, stesso percorso rifatto 50 volte all'infinito. Sembra Bene. più un gioco fatto da persone che non sanno programmare videogiochi che fare altro. È uscito Infatti. sul Plus dopo 4 mesi e già tutti quanti hanno gridato un attimino allo scandalo. E Certo. mo' c'è il casino, quello che mi mandava Francesco l'immagine, che anche sul Plus, nonostante sia in regalo il titolo, le persone non lo vogliono. No. Ma io ho detto, io Io sono riuscito a lo vedere 2 finirò. ore, Carmine, non di più. Non di più, non ce l'ho Io fatta lo proprio. finirò perché l'ho comprato e quindi lo devo finire, perché prima o poi questa cosa la devo fare, prima o poi. Il fatto è che come... sì, dopo il prima oretta e mezza ti diverti pure a picchiare nemici, poi dopo quell'oretta e mezza non ti diverti più. Cioè, Quello. È proprio... un continuo loop fatto in modo proprio base, perché non è che uno dice ok, dovete mettere 500.000 funzioni nei titoli. Però se nel corso degli anni sono usciti titoli che chi ha aggiunto una cosa, chi ne ha aggiunto un'altra, chi ha mostrato che si possono fare le cose in un certo modo, non dico metti tutte le 500 migliori cose fatte negli ultimi giochi, ma la base, quelle che sono le ottimizzazioni migliori per far muovere e per far giocare un gioco al meglio a un videogiocatore, quelle glieli devi mettere. Quindi se Sì. faccio un gioco mi devi mettere un ambiente vivo, il minimo, no, non sì. che ogni personaggio ha 50 quest da fare tutte diverse. Va. Pure una chiacchierina, però credimi Carmine, entri in quel villaggio e ti trovi tutti fermi No, è immobili. un peccato perché poi Visivamente è bellissimo. visivamente È alcuni bello. scorci di Avowed sono pure belli. Però il gioco è come se ti deve uscire GTA 6, ma in realtà ti esce GTA 3. Tu dici, hai già aspettato tutto questo tempo e Sì, poi sì, mi ho esce capito. GTA 3. Però pieno di bug che poi si blocca pure. Tu dici non vabbè, solo il danno la GTA 3, beffa. come tutti i È vero. GTA, rispetto Ovviamente. assoluto sempre. Però ha rotto tutto questo tempo, tu volevi un gioco e dici, wow, sembra un gioco fantasy fatto bene e poi un gioco morto. Qua esce il Dragon Age nuovo, bello Dragon Age nuovo e poi non c'ha più niente dei vecchi, zero, nulla, manco il combat system ormai è più quello. Cioè è nuovo perché è un gioco comunque nuovo e abbastanza al passo coi tempi, questo non gli posso dire niente a Dragon Age perché comunque vabbè, almeno a me Il personalmente motore è va buono, ma bene, la macchina funziona. attorno è tutta scassata. Però Cioè, ti non... scocci, cioè come molte persone mi hanno detto, io dopo un po' a giocare a Spider-Man mi scoccio, c'ha lo stesso concetto come Hogwarts Legacy, come disse Francesco. Hogwarts Legacy io l'ho finito con piacere, molta gente no perché si è rotto cazzo e ci pazza. Purtroppo i videogiocatori moderni, sai cosa vogliono fare? Lo sapete che l'ho iniziato? Dici. Un Quale? po' di Cosa? tempo fa. Io a Natale l'ho iniziato Hogwarts Legacy, solo che nel l'avevi iniziato? frattempo Aspetta. sì, sono arrivato alla Vada Kedavra, che l'ho imparato. Vabbè, E, vabbè pa' avanti. e solo che nel frattempo poi cioè, mi è venuta la capata che dovevo finire per forza Assassin's Creed Valhalla prima che Ok, ci sta. uscisse Shadows, perché quello penso che mi piacerà, a prescindere da Assassin's Creed in sé per sé, penso che mi Non ho piacerà. capito, c'è stato un problema nel... Tanto gli potrebbe Quindi tu piacere. lo prendi, no? Perché io se devo sentire qualcuno che lo prova, io lo volevo comprare io, però... Mamma mia, Carmine, te... aspetto che si abbassa di prezzo e poi lo prendo. Ah, ecco, va bene allora, va bene. E... Mamma mia. Solo Un che colpo. niente, Assassin's Creed non riesco a finirlo. Mi sembra, sto a, non lo so, 60 ore ancora devo finirlo. Ancora devi È finirlo. Java CQ. Bro. Però niente, appena posso lo finisco Hogwarts Legacy. Ma Hogwarts, l'ho detto, è Beh, molto... sì, il vecchio muore poi... sì, Francesco, sì, è due volte. Potentissimo il vecchio. Potentissimo. Vai, Francesco, gioca. Comunque no, Hogwarts Legacy io mi sono divertito alla fine, me lo Io sono non c'è... giocato... Ero gasatissimo all'inizio, era fatto poi ad un certo punto... Perché Però il tu devi essere un problema... po' pavarta Sai bene, cos'è la cosa che dicevo prima? Il problema dei giochi fatti per l'audience moderna è il semplificare il tutto al massimo, ossia far ottenere alle persone il completare il gioco in maniera facile premendo semplicemente X, facendo tante cose diverse, perché poi ognuno deve arrivare a dire ho completato quel gioco. Mettiti su un gioco come questo, impegnati e arriva alla fine per ottenere il finale. Quindi
se uno studio piccolo con poco è riuscito a prendere il concetto di videogioco e l'ha portato, studi grossi che hanno i milioni di miliardi, Ma ma vabbè, certo, con tutti quei soldi dovresti fare molto di meglio. Questo sì, questo sì. Però, vabbè, BioWare ha fatto la sua scelta. torniamo al passato, quello, mettiamo... buonasera. Poi Buonasera. quello, buonasera. Buonasera. Torniamo allo stato precedente. Posso riavere all'inizio di ogni videogioco il selezionatore per la difficoltà? Me lo fai normale, facile, difficile? Ognuno se lo sceglie come cazzo gli va. Però se io metto No, ormai non difficile, c'è tu me lo più devi questo. fare difficile. No, no, perché In ormai deve alcuni essere titolini tutto, ancora rimane. deve essere tutto quanto difficoltà preimpostata. Cioè non c'è. Beh, io per fortuna con i giochi che gioco io a difficoltà me la fa scegliere ancora, ringraziando la Madonna. No, quello pure io, però alcune cose a volte me avvio, gioca. Poi ti ritrovi a fare tutto. Ho capito, anche no, però. Allora, guarda, alcuni giochi, per esempio, mo ci vuole su Dragon Age, questo è un peccato, che nonostante la varietà di mosse che puoi acquisire, si riduce sempre tutto a un fai la stessa combo, non sblocchi altre combo Cambia la base. forma, la sostanza è dare la stessa cosa con 50 colori diversi, Esatto, ma è bravo. sempre la stessa cosa, eh. Va. Cioè, non ti dà soddisfazione purtroppo quando giochi, è quella che mi dispiace. E poi il fatto che i personaggi sono oggettivamente, come dissi anche Angel, tutti brutti. Come te lo crei, il tuo personaggio sarà brutto. Sarà o un Chad con un Io mascellone ti ho assurdo o è detto, brutto. fino a quando lo Terribile. sviluppo di Dragon Age è partito con un 80% lanciamo il messaggio sociale a tema LGBTQ+, 20% pensiamo al gioco, e succedono cose anche di un certo tipo, Sì. e ho capito, poi dopo non dite che le persone sono cattive, e che si sta ancora dicendo, e c'è una polemica grossissima negli ultimi giorni, che ci riguarda un pochettino più da vicino, sta succedendo un casino della Madocina perché in molti si stanno lamentando, volendo capire poi i motivi, perché io sinceramente non lo capisco. La domanda è la seguente: perché Monster Hunter non sta fallendo come Dragon Age? Quali sono le argomentazioni a carico di queste Perché affermazioni? dovrebbe Ci sono persone incazzate perché il concetto secondo loro è Dragon Age era un bellissimo titolo visto il messaggio sociale, perché alcuni non vedono il videogioco come videogioco ma soltanto come uno strumento sociale alla fine. Perché lui che ha portato un messaggio positivo è stato affossato mentre un gioco che non ha neanche i pronomi sta vendendo così tanto? Perché in Monster Hunter cacci mostri. In un aggiornamento potrebbe pure essere aggiunto l'uso dei pronomi Monster Hunter, ma non Sì, ti sì. cambia niente, non rendi il Mentre pronome. studio Arkveld mi interessa sapere il mio pronome, infatti. Ti interessa Esatto. lo metti, non ti interessa non lo metti. Quindi si sta portando sta cosa di domandarsi davvero e di fare casino perché un gioco che in questo caso non lancia un certo tipo di messaggi sta vendendo benissimo, sta vendendo fortissimo, e sta cosa per alcune persone non è giusta. Per me Monster Hunter va castigato per il semplice fatto che ancora oggi non riusciamo a fare dei server decenti. Oppure che il gioco continua ad avere una marea di errori e di cose. Però allora, ci sono Ma i che ne dà difetti, conto, ci sono però? però tu prendi Monster Hunter al day one, lo paghi appunto. questo, ti diverti. Io sono contento, Ti io non mi diverti. pento di un cazzo. Si può fare di più e deve fare Capcom di più, assolutamente, però tu ti diverti, stai tranquillo. Assolutamente. Ma tu qua immagina le persone che si aspettavano Dragon Age per Dragon 10 Age anni, hanno purtroppo speso manca di 80 divertirti dopo euro e un'ora e si sono mezza. trovati sto gioco. Cioè, l'importante è lanciare il messaggio positivo. Sì. Poi fai cose. Capo, se ti vuoi giocare un gioco bello che ti dà anche un messaggio positivo, giocati Life is Strange. Giocatevi il Re Fantazio, Ti giochi il Re Fantazio, Esatto. però che è se il non- gioco più inclusivo del mondo senza avere i pronomi. Questa è pura poesia sta però, cosa. il Re Fantazio non è accessibile a tutti. No, il Re Fantazio non è per tutti. Perché a livello di tipologia di gioco può non No, piacere, no, non è uno proprio sul per Ho tutti. Basterio, visto lo un capisco. po' qualche gameplay Dici? dell'ultimo gioco di Dontnod, la casa di produzione di Life is Strange, però ha un altro titolo, cioè un altro nome, non mi ricordo come io- si Lì chiama, pure sempre sta succedendo il casino. Lost su e quella Tapes. raga... Lost e Sì, Tapes. sulla tipa... Su quello pure sta succedendo il casino perché si stanno lamentando in molti in massa sui social, sui forum, video su YouTube, quindi non solo il commentino perché non sta vendendo.
la lamentela è questo è un gioco che parla di buoni propositi, perché non lo comprate? Proprio la domanda è questa. Non lo comprate? Non siete omofobi, punto. Ma a Sì, me non mi certo. piace il genere. Sei omofobo, ti ho detto che sei omofobo, sei omofobo. Te lo metto. Addirittura la notizia dice perché non comprate la Deluxe Edition? Cioè, Neanche la versione normale. come no? Non mi ha già accattato No. che le Monster Hunter, ma mi ha accattato questo. No, no, ma di fatto. Ok. Si sa, tu supporti l'inclusione pagando più soldi, è normale. Un po' di tempo fa stavo giocando a Life is Strange 2. Poi oggi Peace Manage, perché però era carino. Per quello lato con No, i ma due... Life is Strange Oh, 2 io è sono molto belli, bellino, sono cioè, belli. Ah no, no, assolutamente. questo l'ho finito. Allora, Life is Strange 2 è quello con i due fratelli. Ne ho giocato solo un po' il primo. Oddio, non mi ricordo mo. Però Allora, nel secondo c'erano i due fratelli, se non mi sbaglio. Perché il allora, terzo sì, è quello allora l'ho nel finito, villaggio sì. con i colori. Poi ce ne sono tra altre 3000 espansioni, Before the Sì. Storm, questo, questa... No, quelli non li ho giocato, ho giocato il primo e il secondo. Quelli là Ok. proprio Ok. No, ufficiali. ma che è sfiziosa, Ah, devo dire la verità. mi piace come gioco, mi piace come gioco. Ci sta. Il problema non è avere storia un certo tipo di argomenti, è quello che molte persone, o più che altro tutti gli azionisti e cose varie si sono fatti fregare, così come è successo con Disney e con tante altre situazioni. Si deve fare inclusione a tutta forza, buttiamo ste cose in film, giochi e quant'altro, e non so cose che ci stiamo inventando. Se noi vogliamo cercare un film o un titolo del genere, Dragon Age, lo scarichiamo sulla Play e lo vediamo stesso in questo momento. Quindi Tanto tu lo potresti ci fare. sono le prove di quello che succede. Potrei farlo adesso, potrei fare Anzi, tante cose nella secondo vita. me dovresti almeno per... Allora, ricordati sempre il discorso, è gratis. Si deve mettere in raccolta perché è gratis. Francesco, ci sei certo. ancora? Certo. Cioè, e oggi ma tu devi soffrire. Gratis, devi giocare. Io giocherei live, così, giusto per condividere questa cosa. Ma una one shot... No, no, io l'ho ninja, detto, lo si voglio provare in divertiamo, live. Ma anche che ti ho detto un'ora e mezza, ti diverti. Ti diverti un'oretta e mezza a picchiare nemici. Poi ti passo genio. E il dottor Mercury è proprio una frazione di secondo in cui il tuo cervello elabora e dice io non mi sto Un attimo divertendo. solo. E ti Sì, arresti. capito. Sì, Sì, succede ho tutto in capito. una botta, succede. Cioè non ha coinvolgimento, non ti coinvolge a fare nulla purtroppo, ti viene solo da skippare tutto. E poi ti fastidio. Cioè è terribile. Almeno Hogwarts Legacy, non dica assai, mi esploravo un po' il castello, i dintorni, me ne vado un po' con la scopetta in giro, mi lancio 2 incantesimi a 2 mangiamorte figli della merda, voilà, poi Ci sta, ci sta. Cioè, Va bene come risposta, no? Sincero, onesto. certo. Ok. Ok, a posto. Bene, bene. Almeno là Allora, non si vede, qua niente purtroppo. no, Non vi era più divertimento. cioè si è davvero arrivati al punto dove tu non puoi acquistare un titolo che è oggettivamente, per quello che intendo io il videogioco e per quello che si vede che provano pure altre persone, non puoi dire che non lo acquisti perché se no, no, non sei una persona di un certo tipo. Quindi mi devo comprare un gioco a 80 euro, quindi lavorare, conservare soldi, fare programmi, progetti, Esatto, devi spendere i tuoi soldi in quello che dicono gli altri. E così è. Giusto. Mi sembra corretta come cosa. È la vita. Allora sto Shadow lo giochiamo? Ecco. Carmine, io l'ho raccontato prima a Gianmarco e a Giuseppe. Io lo vorrei provare perché da quando abbiamo visto l'assassino, il primo pensiero è sempre stato quello, sì, quando esci in Giappone? Cioè, ci siamo fatti tutti sta domanda. Tutti. Però, però, chi non muore si rivede? Grazie mille per il follow, gentilissimo. Che stavo dicendo? L'assassino. Carmine, no. Assassino Giappone. Se tu, Ubisoft, devi lanciare sto titolo ed è ambientato in Giappone, siamo tutti consci che è ambientato in Giappone sto È titolo? ambientato in Giappone. Sì. Carmine, tu non hai seguito la campagna marketing, tutto quello che è successo, eccetera, eccetera. Qualcosina. Ok, allora. Quindi se a Ubisoft stanno arrivando richieste da un tempio giapponese che sta dicendo, senti Ubisoft, me lo HD, cioè non ci fa un mezzo giro di parole. Hanno fatto merchandising con cose che sono state dimostrate e controllate che un bacio al biondissimo Carmine.
C'è una conoscenza, a quanto pare. Sì, è l'amico mio. Ah, è vero, è vero. Buonasera. Carmine, Bellissimo, se bellissimo. fai uscire un video per promuovere il tuo gioco che esce a breve, ambientato in Giappone, sul tuo canale giapponese, un gioco ambientato in Giappone, tu fai un messaggio rivolto ai giapponesi. Sì, Ci troviamo tutti. Dovrebbe essere così. fin qua ci siamo. No, notizia di stamattina, non ho visto ancora l'approfondimento per capire, ma ci sono persone giapponesi incazzate perché in questo video sul canale Ubisoft giapponese, pubblicità giapponese di Assassin's Creed Shadows, ci sono, ho letto cose cinesi, ma non ho capito se è un saluto, se è un qualcosa. Mamma mia, stanno Quindi io proprio no, maccisti, no, mamma mia. vorrei dire, Ci può stare, eh? cara Ubisoft, 2 punti. 2 punti. Fatti 2 domande. Non ce la posso fare. No, ma è una situazione di merda, dobbiamo riposare assolutamente, o ci dobbiamo prendere il danno. No, aia. Dobbiamo No, prendere tutto il danno. riposiamoci. Dobbiamo arrivare in città per Sei riposare. pazzo, ma sei pazzo furioso. Dobbiamo arrivare in città. Allora, mettiamo un po' di benzina. E la tanica è finita. Mangio mela. Mangiamela. Ok, ci siamo fullati. A posto. Niente ci potrà fermare, tranne il fatto che non abbiamo skill. Non abbiamo. Aspetta. Ok, siamo in città. A posto. No. Quindi Carmine, io... Che cazzo è Devi successo? farvi, devi farvi. Ok, tutto a posto. Io lo vorrei provare perché l'Assassino Creed in Giappone funziona. Tanta Come roba, sì. ambientazione è bellissimo, però Carmine Tecchio, tu sai che ci sono 2 personaggi, no? Sì. Carmine ce n'è uno. Ce n'è Sì. uno. Ah, sì, non sceglierai mai l'assassino. Chi intendi tu per assassino, Carmine Tecchio? Cioè, lei, il Ok. step. Ah, perché io so che negli ultimi mesi è stato fatto completamente sparire da tutte le immagini promozionali del gioco. Sarà perché forse non scala, non fa cose da Non fa assassino niente. in un gioco Non fa nulla, d'Assassin's Yusuke. Creed e mena solo le botte? Assassin's Vabbè, sì, Creed, però È un samurai, dici tu. Ci può stare che tu dici Samurai. un samurai. Però Eh. in Assassin's Creed. ora togliamoci l'elefante nella stanza. Tutto il casino sulle origini di Yasuke, No, no, però studiosi è davvero giapponesi che no, però è diceva... davvero No, è davvero esistito, è davvero Sì. esistito. Però non nel modo e non per alcune cose con cui lo si sta cercando di portare. Ci sono fior di laureandi giapponesi che stanno dicendo non è così, ci abbiamo le prove, è il nostro paese, vi facciamo pure vedere che non è così. E ci sono mesi e mesi di accumulo di situazioni successe anche in live. Io gli volevo dare una possibilità, Carmine, ma se ti colleghi alla live ufficiale degli sviluppatori che presentano il titolo e ti trovi una clip di 20 secondi dove succede questa cosa. Noi siamo nel 2025. Nei giochi quante volte hai visto il comando petta il cane, il gatto o l'animale di Lo turno? prendi, ma la metti un po', lo accarezzi, fai le cocche. Quante volte, Carmine? Sì, tipo a Far Cry. Esatto. Una bestia, gli fai 2 coccole. Carmine, tu stai mostrando il tuo titolo in live a persone che lo volevano comprare dopo un mese, in realtà poi devono aspettare più mesi. Carmine, ci sono gli sviluppatori che in live si avvicinano al cane nel tempietto giapponese, petta, il gioco si bugga e il comando non viene effettuato, quindi Bello. 2025 che sbaglia, cioè, capisci, sono proprio le Hanno basi. fatto un'ottima presentazione del titolo, devo dire la verità. Vabbè, ma mamma Ubisoft ormai non si smentisce più, ragazzi, dai, su. No, ma Però comunque cioè, a me, cioè io- veramente, a parte tutto, Dica. conosciamo fin troppo bene Ubisoft e per quanto a me, sto parlando a me personalmente, No, ovviamente, certo. è un mio parere personale, io i giochi Ubisoft, cioè, è come, sai, fare un gioco, cioè giocare, però dove giocare è secondario, nel senso, mi spiego, cioè io voglio tipo come se fosse Proponiglielo come slogan, Carmine, mandaci un messaggio. Fatelo così. è come una opzione fotografia Mm. estesa. Ok.
Stessa, ma anche la chiave però, scusami il No, tempo. vabbè, è stesa a No, modo suo, perché, cioè. cioè, nel senso, io mi sono divertito un sacco a Syndicate, per esempio, Mm. oppure, vabbè, non voglio scomodare i No. primi tre, però per Syndicate dire, pure io mi sono divertito, l'ho mi comprato sono a 6 divertito. euro, Dottor Mercury. Io compravo Sì, sì, anch'io, le ammazza. collection fino ad Assassin's Creed 3, poi dopo Sì. il finale Io il ho detto Syndicate me no. lo sono accollato, cioè ci ho picchiato, bellino, Black finito. Flag l'ho Capito? adorato, Anche con che bello il Valhalla, concept. io mi diverto proprio a vedere Mm. cioè, gli strapiombi sull'oceano, i ghiacciai, Sì, cioè, sì, quello sì. a me Però quella roba diventa piace. soltanto un 500 cose tutte uguali che sei costretto a fare tutte e A me è 500 sempre volte, stata, fatte tutte lo allo so, mi è stesso sempre modo. stata così, lo so, mi è sempre stata così. Capito? È Mi sempre vuoi stata mettere così. nel 2 trova i glifi, il messaggio segreto, perché in Ma realtà Leonardo, quando c'era Leonardo da Ma Apex, certo, per minchia l'amor che del cazzo è? cielo, ovvio. Gioca! Ma una cosa. infatti, cioè, Mo no! qua anziché devi salire sempre sul punto più alto per sincronizzare, qua devi salire sulla pagoda, sempre stessi Ma- cose, cioè, Però questo diciamo, è un patto che in realtà stavo dicendo lo spettatore, diciamo noi dovremmo, già sapere a cosa andiamo Sì, 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 incontro, noi quindi facciamo Assassin's Creed, ti facciamo il salto dell'aquila, perché quello è uno dei marchi di fabbrica del gioco, non lo puoi togliere. Va bene, lo esatto, facciamo, però certo. fammi già le zone di scalata, ecco, alcune un po' più facili, alcune un po' difficili. Non mi fa tutto un tieni premuto levetta su più R1 per correre, sono arrivati in cima, ho allora, se mi sincronizzato, fai da e allora no. nel parkour sono No, contento pure io, questo non in lo ogni so, caso. questo perché non ho cioè, non so quanto sia automatizzato la scalata Pure della tipa. nel gameplay mi è sembrato abbastanza automatizzato e sembra sempre meccanico, non ci sta niente da fare. C'ha Quello è il sempre punto. quella cosa come nei primi Assassin's Creed dove lo vedi per saltare sulla trave alla sua destra non si gira e fa un salto ma salta a E sla qui si praticamente, no? rinfaccia Sì, Salto sempre il sulla solito stessa. problema, non proprio mettendoci l'esattino. impegno, tu prendi Però tutta la cazzo. struttura di animazioni e programmazione che hai fatto per il titolo precedente, lo porti nel progetto nuovo e non è che ti ci metti a migliorare le cose, Capì? anche perché messaggi su queste cose, feedback, tu l'hai ricevuto, ma se non senti le persone, Se non lo applichi, persone che ti dicono tu mi fai sta cosa, me la vendi, io te la compro, se me la fai meglio, io me la compro pure la prossima volta. Penso che il ragionamento sia quello se uno si lamenta di alcune cose dei titoli. Lo so, Non è che uno lo so. dice no, una merda, non lo compriamo. Però, sangue della miseria, noi cerchiamo un attimino di ottimizzare le cose, figa. qua già non c'è il tempo e non ci sono i soldi per giocare. Poi se quel poco che riusciamo a fare uno pure si deve intossicare. È molto meglio un titolo come Keep Driving, questo qua che abbiamo giocato adesso. Carmine, 20 euro. E ci stiamo già giocando da settimane e ci stiamo soltanto divertendo senza avere nessun tipo di problema. Non è meglio questo rispetto a spendere 80 euro. Ma l'amor del cielo, ovvio. Ma infatti io per Assassin's Creed aspetto che, ma perché Assassin's Creed un po' come i cellulari, gli Android, dopo 6 Deve un mesi po', sì. costa un terzo e quindi aspetto che si abbassa di prezzo e lo prendo a Io a 10-15 questo euro. Ecco. punto provo a giocarmi la mossa Dragoneggio. Ovvero? Aspetto che lo mettano sul Plus. Gioco d'anticipo. Ma Ma perché non l'hanno avete messo visto sul che Plus? c'è? Assassin's Creed Shadows. Assassin's No, Creed. no, io parlo il nuovo Assassin's No, Creed. Assassin's Creed è No, tu sul hai Plus. No, mi faccio la giocata come Dragon Age, volevo dire, mi sono confuso io. Aspetto no, che dopo un ok. po' che non venda lo mettano sul Esatto. Plus. Ma Mi sì, faccio lo sta metteranno, giocata infatti. qua. Sì, lo Non so, metteranno. ragazzi, Ma l'Allan l'hanno regalato col Plus, mi ma non sembra. con quello base. Non con Allora, quello pure quello base. là meglio. Ma non è la È stessa l'unica cosa. soddisfazione Perché che quello è un mi altro avranno solo in servizio. questo modo. Che quello là, se non è il base, non è regalato, perché devi fare un abbonamento ancora maggiore. Perché là finirà che lo si Non è inizia, si regalato, lasciano cazzo. tutte le quest in modo tale che arrivi all'endgame e puoi esplorare la mappa di gioco come vuoi. Io mi metto là e mi devo andare a fare le camminate nel Giappone feudale, perché visivamente è Con le bellissimo. cose Ma io cinesi. quello voglio fare, Cioè, sì, io quello voglio fare. hanno messo i cocomeri, è successo un casino con i cocomeri. E lo ma se non Perché? incarrano le stagioni dell'anno Perché dove uscì cresce la un video roba. promozionale, si vedeva un mercatino, un attimo una zona di gameplay di Shadows dove c'erano dei cocomeri, se non ricordo male, e alcune persone giapponesi proprio hanno fatto il video, scusate, quelli non c'erano qua in quel periodo storico, fossi in voi li toglierei. Ecco, questo è l'assassino come si è presentato. Ma non ce la faccio. Guarda, ti faccio una citazione che non ti aspetti da me, Carmine. Hai presente il boccale di Starbucks Game of Thrones ultima stagione?
Sì, Stessa situazione, la cazzata grossa fatta proprio sputtanata apertamente. sì, 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 sì. No, no, ma infatti, cioè, è quella la pochezza di Ubisoft che nonostante abbia anni e anni di, chiamiamola esperienza, ma direi solo di A me mi prese per il dispiace ridere, culo siamo e cresciuti con Ubisoft, però figure di merda, cioè vai a fare chiaramente una saga, la saga di punta tua, di impronta storica e quindi chiaramente che sì, ok, è tutto fantastico, eccetera, ma chiaramente deve ripercorrere dei fatti realmente esistiti e quindi vatti a documentare, cioè esatto, è il esatto. minimo che dovresti fare. Ma la cosa brutta è che nei primi, non è che tu dici questo è il primo titolo, gli state dando contro, siete cattivi, o... Esatto, no, Kilo prima è uscito Nei buono, primi sta poi cosa veniva fatta, quindi se avete creato sta saga che Ubisoft, un gioco basato paradossalmente sul concetto del tempo e sugli avvenimenti storici, quindi tu puoi prendere spunto da qualunque avvenimento storico avvenuto negli esatto, ultimi 2000 anni e farci un gioco. Ne puoi fare tantissimi e noi te li compriamo tutti se li fai bene. Se li fai così, esatto, sì, sì. no, no. No, no, ma infatti. Cioè, davvero, da quando vidi la prima volta a casa di un amico il primo Assassin's Creed e ridevo perché Altair, cadendo in acqua, l'assassino che salta sui palazzi muore, non sa nuotare, affogava, al punto dove si è arrivato adesso, sia come grafica che possibilità di gioco, io da quel primo momento ho detto io lo voglio in Giappone questo. Sì, sì, L'hai esatto. No, saputo no, ma sapere che dopo tant'anni l'avessi chiappato proprio no, no, in un certo cioè, modo? chiunque l'ha sempre voluto nel Giappone feudale, chiunque. Si vede che a Ubisoft fanno schifo i soldi, anche perché, vista l'ora comunque dobbiamo staccare, ci lasciamo con la notizia più importante di tutte, proprio Vai. parlando sempre di Ubisoft. A parte il processo che è partito un paio di giorni fa per presunte molestie e cose varie e stanno uscendo varie cosine fuori. E vabbè. Però, cara Ubisoft, se tu, mettiamola così, già da come è rimessa con gli ultimi titoli che hai fatto uscire, Star Wars Outlaws, ricordiamoci in quanto tempo è stato dimenticato, Sì. Ubisoft per alcuni analisti, alcune cose che leggevo in giro, poi non so se sono fonti affidabili oppure no, però per i buchi che ha fatto ultimamente e che sono stati resi noti, la possibilità di Ubisoft al momento è questo: Assassin's Creed Shadows dovrebbe vendere, per andare bene e per far andare bene Ubisoft, come il miglior Assassin's Creed che abbia mai venduto. Ce la farà A con posto. queste premesse? Sì, certo, di me. Ok. Se non lo fa rischia la bancarotta. Sì, vabbè, ma sicuro. Iniziamo il toto. Chi si compra Ubisoft? In toto Ubisoft. Facciamo il toto Ubisoft a questo punto. No, viene accorpata alla Microsoft, ecco qua. Microsoft, sì, vieni qua, Li vieni. prendo io. Vieni che abbiamo un altro paio di studi vuoti, vieni qua. Ma sì, ma Allora, però con la politica Microsoft di far uscire anche i giochi sulla Play e per l'apertura che sta avendo, va bene. Esatto, Forza su esatto. PS5, minchia, chi cazzo l'avesse mai detto? Il multiverso si sta aprendo, in effetti. Il multiverso Bellissimo. mi si è... Carmine, tu ti sei aggiornato su alcuni film horror, su alcune delle cose che stanno accadendo? In che senso? Nel senso che io ieri ho visto il trailer del film horror basato su Bambi, scoprendo 2 secondi dopo che è in lavorazione un film Sì. dove c'è Winnie the Pooh Sì. horror Sì. che si scontrerà contro il topolino di Steamboat Willie horror Sì. che sarà Sì, sì, interpretato dall'attore Di che fa Terrifier. Terrifier. Sì. Persona con cui io ho parlato in passato, quindi Potentissimo. e ci sono voci di integrare anche Bambi e anche Steamboat Willie Sì, quelli volevano nell'universo fare il con tutti i Monsterverse. propri... Sì. Io non lo Sì, so, sì, io veramente non lo l'ho so. sentita sta cosa, l'ho È la linea sentita. temporale Questo è perfetta. interessante, però questo va approfondito per bene. Sì. Io mi Ma sto non, vedendo i non lo trailer, so, non non i lo so film. No, è quanto approfondita Carmine. sta cosa, Dottor onestamente. Mer, Però, approfondiamolo, lo ma approfondiamo non lo so, bene. onesto. Ma approfondiamo, fidatevi C'hai di un me. multiverso, tutta la nostra infanzia ridotta in horror. Bello.
bello, Sì, ma sono tutti un po' sì, horror alla ok, fine. ma che sia un horror bello, non un horror di merda. Ma Quello lo è so brutto. molto, Ma son che molto ridere. violentini, No, no, violentucci sono e molto brutti. squarti. Secondo me sono brutti fatti male, secondo me. Però, boh. È molto peculiare quello, molto. Ci sono i trailer, c'è tutto il Monsterverse. Già sono usciti i primi due film su Winnie the Pooh, il film su Peter Pan, Quello devo uscirà vedere. il film su Pinocchio. Pinocchio 3D. Pinocchio, quello è un'altra categoria di Un altro film. film era. Lo Pinocchio, squartatore. esatto. Steamboat Willie fatto in chiave horror e tutti nell'universo che si prenderanno mazza. Quindi Vabbè, vedremo. bello. Allora, Steamboat Willie, forse Steamboat Willie è l'unico davvero che secondo me ci sta bene perché era inquietante anche all'epoca quando è uscito. Quindi secondo me ci può stare. Perché il trailer del film effettivamente queste persone su una nave, c'è un topo sulla nave col cappello che ammazza e fa cosa. Va bene, perché no? È un topastro. Quindi cosa ci prospetterà il futuro, ragazzi? Bellissimo, un futuro incredibile. Radioso. Meraviglioso proprio. È tornato pure Allora, Zebot da 9, che cazzo vogliamo di più, Facci ragazzi? capire, esatto, facci sapere quando vuoi fare questa run di Dragon Age e noi ti supporteremo come possiamo. Sempre, Oddio. Capinetti? Che queste minacce, ormai- scusami. Puoi scattare che poi passa il No, tempo. difatti, mo in questi giorni lo prendo pure. Puoi Allora, scattare Plus, per dottor forza, Mercury, dottor Per Mercury. forza. Dimmi. Va bene, io accetto questa sfida se lei lo commenta con me in live. Sta cioccia non me la già mangiata su lì, mettiamola Va così. bene, va bene. Questa Ci sto. cioccia non me la posso prendere da solo. Ok, questi giorni Ci sto. riscatto il plan. forza. Bello. Allora, noi andiamo a dormire. Ringraziamo il dottor Mercury per la partecipazione. Grazie a Noi ci voi, rivedremo grazie in a questi voi. giorni. Ci vediamo la seconda di Daredevil. Assolutamente sì. Daredevilone. Per Quindi forza. buonanotte quello, buona sede a te, buonanotte chi non muore, buonanotte a tutti chi non ragazzi. muore, buonanotte. Gabi che starà beccando qualche altro Francesco virus che col sta giocando computer. a Final Fantasy. Buonanotte Francesco, a Francesco Suca, ragazzi, Beh, a domani. buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, ciao a you. Ciao ciao.